Telespettatori di Antena 3, buona giornata, ben ritrovati con il nostro telegiornale. In primo piano la politica, perché sono ore davvero decisive per capire quelle che saranno le sorti della crisi di governo. Ultimo biglio, potremmo dire, da esploratore per il presidente della Camera Fico, con la ripresa questa mattina del tavolo per il programma di governo. Si comincia con il nodo della giustizia, in attesa poi di andare entro sera a riferire al Capo dello Stato al Quirinale sulla fattibilità di un Conte-ter. Da quello che si apprende in questi minuti sono ancora molti i nodi da sciogliere, in particolare sembrerebbe ci fosse questo scontro piuttosto acceso tra Italia Viva e il Movimento 5 Stelle, a partire dal MES per arrivare al reddito di cittadinanza. Mattarella l'ha ripetuto più volte, chiede continuità, per cui i ministeri cui fanno capo crisi sanitaria e recovery, che sarebbero, diciamo, quegli elementi di un po' di gioco al rialzo da parte dei renziani, insistono quindi questi ultimi per un documento scritto a fine del tavolo. E proprio pochi minuti fa Ivan Scalfarotto di Italia Viva ha detto: non sono così sicuro che sia certo un Conte-ter. Da Leu invece Fornaro osserva: intesa oggi o le elezioni sono alle porte, quindi in queste ore naturalmente si rincorrono rumors e totonomi per quanto riguarda appunto i cambi ai vertici di alcuni ministeri chiave del governo, anche se i diretti interessati al momento smentiscono. Sul fronte del centrodestra Salvini esclude esecutivi di unità nazionale, se salta la trattativa dice meglio il voto. Quindi una situazione ancora molto incerta e in divenire. Per parlare di questo ma anche di altro abbiamo in collegamento Skype dalla regione, da Palazzo Ferrofini, Vanessa Camani, consigliere regionale del Partito Democratico. Buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi per l'invito, è un piacere. Allora, tra poco ci dovrebbe raggiungere anche Marzio Favero, consigliere regionale della Lega. Camani, allora, questi giochi di potere, diciamo, che sembrano comunque così indigesti agli italiani in questo momento, secondo lei come si concluderanno? Si riuscirà a trovare una maggioranza e un accordo per un Conte-ter con Italia Viva? Credo che la fase non consenta di fare previsioni. Tutto dipenderà dalla capacità che le forze politiche avranno di dimostrare la responsabilità di voler offrire al Paese una possibilità in questa curva drammatica della storia. Io rimango convinta che questo tipo di discussione avrebbe potuto essere affrontata dentro la maggioranza di governo senza arrivare dove siamo arrivati, quindi all'apertura di una crisi, però se questo è stato funzionale o sarà funzionale per produrre un rilancio dell'azione di governo, saremo tutti contenti. Ovviamente quando si va a una trattativa nessuno, e dico nessuno, può sedersi attorno a quel tavolo pensando di dettare le condizioni, né che abbia il 20% dei consensi, a maggior ragione ancora meno se ne ha molti meno. Quindi io credo che se c'è la volontà politica di chiudere un accordo, anche affrontando temi complicati, l'accordo si chiuderà. Se invece qualcuno non si dimostrerà sufficientemente responsabile per voler raggiungere un accordo, credo che la strada purtroppo sia segnata ed è quella delle elezioni anticipate. Ecco, ma secondo lei lo scontro di queste ultime ore è realmente sui programmi o poi alla fine, come molti dicono, si cade sui nomi ed è lì insomma che non si riesce a trovare la quadra? Ma ovviamente poi nella politica i rappresentanti sono sostanza politica, quindi non c'è neanche una questione semplicemente di nomi. Sappiamo che ci sono alcuni ministeri particolarmente cruciali, ci sono alcune deleghe particolarmente importanti. Io credo che è nell'interesse del Paese che quei ministeri e quelle deleghe siano messe in mani sicure, chiunque siano le persone che però poi verranno chiamate a svolgere quella funzione. Quindi più che fare una guerra su quanti ministeri all'uno all'altro, cercherei di individuare le persone che possono nel miglior modo possibile rappresentare la maggioranza
degli italiani per svolgere funzioni delicatissime. Se poi qualcuno pensa di poter utilizzare questa strettoia per tirare la corda o avere maggior potere contrattuale, può fare anche una valutazione di tattica politica utile, ma di certo non sta facendo l'interesse del Paese. Ecco, secondo lei come mai i Renzi, insomma Italia Viva, hanno voluto arrivare a questo? Come mai si è arrivati a questa situazione e a questo scontro per poi ritentare, insomma, un'alleanza che appunto non si sa se riuscirà ad andare in porto? Che cosa c'è dietro tutto questo? È quello che si chiedono anche molti cittadini. Io ovviamente ho molto rispetto per le decisioni di tutti i partiti politici, quindi dico quello che penso, ma volendo segnalare davvero il modo rispettoso in cui lo faccio. Io penso che Italia Viva, che ricordo sono tutti parlamentari degni eletti nelle liste del Partito Democratico, avessero anche un po' la necessità di segnare dal punto di vista politico e di visibilità la loro presenza dentro il governo, e ovviamente dall'essere una delle componenti che collabora al governo a divenire la componente che ha l'ago della bilancia in mano, un po' di visibilità in più c'è. Io faccio politica da un po' di tempo e mi hanno insegnato che le alleanze, che siano per il governo, quindi programmatiche, ma anche politiche di coalizione, si costruiscono con la capacità di ascoltare le reciproche ragioni e con lo sforzo di trovare un punto di mediazione che sia positivo per tutti. Ecco, io penso che al netto delle tattiche che ciascun partito in questo momento sta mettendo in campo, oggi la politica in generale, quindi anche Matteo Renzi, anche Italia Viva, dovrebbe fare lo sforzo di tenere nel mirino, diciamo così, l'interesse degli italiani. Io credo che oggi gli italiani siano poco interessati all'allargamento e al restringimento della maggioranza di governo, siano anche poco interessati a sapere chi farà il ministro dell'economia, sono invece molto preoccupati del futuro che li attende, sia dal punto di vista sanitario. Abbiamo ben presente le difficoltà del piano vaccinale che sono determinate dai rallentamenti nelle forniture dei produttori di vaccini. Sappiamo benissimo, lo dico dal Consiglio regionale, l'impegno che tutte le regioni, tutti gli amministratori stanno mettendo nell'organizzare la campagna vaccinale. Sappiamo perfettamente, perché cronaca quotidiana, delle difficoltà pesanti che le imprese, i liberi professionisti stanno vivendo in questi mesi. Ecco, io credo che di fronte a questi che sono i problemi veri dei cittadini italiani, tutta la politica, destra, centro e sinistra, dovrebbe concentrarsi su qual è la soluzione per risolvere questi problemi. Se sarà un Conte Ter o le elezioni anticipate, lo dovranno dire chi oggi, lo dirà chi oggi ha la responsabilità di condurci in questo percorso, in questa strettoia, diciamo così. Ecco, sicuramente in questo momento, ne accennava lei, insomma, la partita è veramente molto importante e decisiva per quello che sarà il futuro del Paese, in particolare con riferimento all'utilizzo dei fondi del Recovery Plan. Proprio su questo, diciamo, tornando in chiave territoriale, le opposizioni a Palazzo Ferrofini hanno chiesto in una lettera al Presidente del Consiglio regionale Veneto Ciambetti che le risorse decisive appunto per il futuro anche della nostra regione siano al centro di una discussione in Consiglio regionale, quindi che sia posto al centro questo argomento della discussione anche tra le forze dell'opposizione. Ma noi siamo partiti da questo presupposto. Esiste una delibera di giunta assunta qualche settimana fa con la quale il presidente Zaia ha indicato a Roma quali sono le priorità secondo lui e secondo la sua giunta per il Veneto rispetto alle risorse del Recovery Plan. Noi invece siamo convinti che il progetto per il Veneto di rilancio debba essere costruito dal basso, attraverso un confronto, ma guardi, non tanto e non solo con le opposizioni, che pure rappresentano un pezzo di cittadini veneti, ma con tutti quei corpi intermedi, gli attori sociali, gli attori datoriali, il mondo del volontariato del terzo settore, gli operatori del sistema sanitario, per costruire una grande discussione e un grande confronto che ci aiuti insieme a trovare il modello del Veneto del 2022.
perché anche il modello Veneto, che pure ha retto negli anni precedenti l'impatto ad esempio della crisi del 2008, il nostro sistema produttivo ha tenuto rispetto ad altri contesti regionali le grandi difficoltà degli anni che abbiamo appena alle spalle, oggi è messo fortemente in discussione dalla pandemia sul piano sanitario e dalla crisi economica sul piano, diciamo, produttivo e sociale. Ecco, noi crediamo che anche per il Veneto sia giunto il momento di voltare pagina e di immaginare un futuro nel quale le nostre eccellenze, sono tantissime, possano essere finalmente valorizzate al meglio per tornare ad essere un punto di riferimento dell'economia, dell'ambiente e della società italiana. Noi crediamo che questo grande lavoro non possa essere fatto dentro una stanza ristretta come può essere quella della giunta regionale e che invece debba essere un percorso aperto, allargato, aperto al confronto, ai suggerimenti e su questo sfidiamo la maggioranza. Noi siamo in opposizione perché i cittadini lì ci hanno chiesto di andare nelle elezioni regionali, stiamo cercando però di costruire un'opposizione che offra dei contributi alla discussione e il Consiglio regionale può essere da questo punto di vista un ottimo punto di partenza. Abbiamo quindi costruito già una serie di incontri come minoranze, come Partito Democratico, con una serie di soggetti del mondo economico, sociale, sindacale della nostra regione che ci hanno restituito questa criticità, questa voglia intanto di partecipare, questa voglia di dare un punto di vista, di raccontare un punto di vista e noi crediamo che il compito di raccogliere queste sollecitazioni non possa essere solo delle minoranze, ma possa essere un patrimonio di tutta la regione del Veneto. Abbiamo quindi chiesto a Ciambetti, io ottimisticamente voglio pensare che verrà anche raccolta questa richiesta, abbiamo chiesto al Presidente Ciambetti di costruire un percorso che sia istituzionale, che veda il coinvolgimento anche di tutte le commissioni consigliari per ascoltare ciò che chi si misura quotidianamente con i problemi e le difficoltà ha da dirci. E lo vorremmo fare nei prossimi mesi in modo da arrivare, diciamo verosimilmente entro la fine del mese di marzo, ad avere un progetto veneto di rilancio, di ripresa e di resilienza che non sia costruito come è quello attuale, aprendo i cassetti e tirando fuori tutti i progetti che in questi anni per diverse ragioni non sono stati realizzati, ma che abbia invece una prospettiva e una profondità diversa. Noi pensiamo che oggi la sfida che abbiamo davanti per costruire il nuovo Veneto non può essere la somma di tanti piccoli interventi, spesso del passato, ma possa essere invece l'occasione per costruire pochi, significativi, strategici progetti per il futuro della nostra regione. Ecco, c'è anche un altro dato che ci invita a riflettere in maniera sicuramente molto, molto attenta in queste ore, insomma, ed è quello relativo ai posti di lavoro che sono stati persi nel nostro paese in seguito appunto alla pandemia e sono stati diffusi appunto proprio ieri dall'Istat. C'è un dato sicuramente significativo che riguarda la disoccupazione femminile, insomma il dato delle donne. Ecco, vedo intanto dal monitor che si è collegato anche Marzio Favero. Buongiorno, grazie per essere con noi. Mi dispiace per il ritardo perché abbiamo ancora pochissimi minuti per chiudere questo spazio. Allora approfitto per chiederle, Favero, secondo lei, abbiamo detto nella prima parte di questa nostra diretta quelle che sono le prospettive, insomma, che si stanno delineando per quanto riguarda la crisi di governo, secondo lei come andrà a finire? La mia speranza è che ci sia il coraggio di andare alle urne e questo per un motivo semplice. Se finora questa maggioranza non è stata in grado di garantire una qualità progettuale all'altezza delle esigenze del sistema paese, in un periodo peraltro contrassegnato non solo dalla crisi Covid ma anche da quella economica e sistemica per il nostro paese, non vedo adesso come possa migliorare la situazione, dal momento che anche se Italia Viva dovesse rientrare entro i ranghi del governo, lo farebbe con un atto di forza, chiedendo più spazio e continuando a garantire tensione all'interno. C'è una verità che mi pare si debba accettare ed è la incompatibilità di fondo fra il PD e il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle ha logiche proprie, ricordiamo che
a un certo momento è fallito il progetto che aveva visto la Lega assieme ai 5 Stelle, perché qui 5 Stelle era difficile varare riforme strutturali importanti, anzi abbiamo fatto l'errore di accettare per portare avanti la discussione il reddito di cittadinanza, ma a un certo momento la corda si è tirata così tanto che ha fatto bene il segretario Salvini a interrompere l'esperienza. Adesso il PD sta facendo lo stesso percorso. Francamente credo che si debba prendere atto che manca un progetto politico di fondo, e non lo dico io, lo scrivono anche gli editorialisti di un giornale come La Repubblica, che notoriamente è il giornale della sinistra in Italia. E quindi se i maggiori commentatori politici della sinistra riconoscono che questo governo difetta di un progetto, io non vedo come si possa procedere con mandati esplorativi a cercare di ricucire attorno alla figura di Conte una squadra parlamentare che è già al momento direi troppo sfilacciata. Ecco, per concludere quanto dicevamo prima con la consigliera Camani sul recovery plan, no? un flash, perché mi chiamano già la pubblicità dalla regia. Le opposizioni, le minoranze insomma hanno scritto al Presidente del Consiglio Ciambetti affinché si discuta insomma in Consiglio di quelli che sono i progetti e le priorità per la nostra regione da individuare nel recovery plan. Allora la discussione è giusta e necessaria, doverosa. Detto questo però mi permetto di contestare quanto ha detto la Camani, ovvero sia che la prima ipotesi di utilizzo di fondi preparata dalla Giunta regionale sia solo una cozzaglia di progetti precedenti. Vorrei far presente che non si amministra nell'istante. Tutti i progetti che sono stati presentati nascono da un confronto alle volte decennale con il territorio e quindi quanto la Giunta ha predisposto è una base di riflessione piuttosto seria. Quando si parla di amministrazione partecipata, io vorrei che evitassimo la deriva che è tipica di una certa sinistra, no? Quella dell'assemblearismo, si sentono tutti come se fosse sempre la prima volta. La vera democrazia partecipata è quella che mette insieme gli stakeholders, i portatori di interesse che sono qualificati e hanno le competenze per stabilire quali progetti hanno un peso e un ritorno positivo per la comunità. Faccio presente che quasi tutti i progetti presentati dalla Giunta nascono da un dialogo pluriennale con il territorio. Ecco, Camani voleva rispondere, un flash proprio a questa... No, cioè io non so il collega sulla base di cosa decide chi ha il diritto e la capacità di essere audito e chi meno. Io non ho parlato intanto di accozzaglia di progetti, ho parlato di una serie di progetti che erano rimasti nei cassetti, alcuni decennali, lo ha detto anche il consigliere Favero. Allora io ci sono alcune proposte della Giunta onestamente che magari sono il frutto di un'elaborazione anche condivisa ma di 20 anni fa, o alcune perplessità che oggi siano ancora attuali. A proposito di discussione, io credo che oggi vada anche implementato uno strumento diverso. Siccome Zaia e i consiglieri della Lega tirano sempre per la giacchetta il governo e pretendono condivisione, confronto, ascolto, che applichino lo stesso meccanismo anche in regione e quindi che con coraggio vengano e se hanno ragione nel proporre alcune progetti li accetteremo, ma la discussione è fondamentale, deve coinvolgere tutti e non è questione di assemblearismo, è questione che o noi assumiamo la responsabilità di voler traghettare insieme il Veneto nel futuro oppure continueremo nell'errore che da 30 anni portiamo avanti in questa regione, e cioè che è meglio non cambiare niente per evitare di sbagliare. Io credo che quella fase politica sia finita, che oggi anche il Veneto ha bisogno di una visione, di una strategia e noi siamo nella posizione di voler offrire un punto di vista, se interessa, se Favero ci considera tra quelli che meritano di essere ascoltati, insomma volentieri siamo qua. Ecco. Favero, e devo chiudere proprio flash, vedo anche che si è collegato il nostro prossimo ospite, il sindaco di Vicenza Francesco Rucco, che ringrazio per essere con noi. Prego Favero, chiuda che poi devo lanciare appunto la pubblicità. Per il confronto non c'è nessuna preclusione, anzi è sempre un arricchimento e mi pare che questo Consiglio regionale nel suo avvio abbia dimostrato che ci sono le volontà da parte di tutte le parti politiche per coltivare il dialogo. Però sottolineo il fatto che dire che un progetto è decennale non significa dire che il progetto non è importante. Io avevo 10 anni quando ho sentito parlare per la prima volta della superstrada pedemontana veneta. Per fortuna qualcuno allora concepì il progetto
e chiese ai comuni di registrarlo nei piani regolatori, altrimenti non saremmo mai stati nelle condizioni oggi di concludere un'opera che è strategica per la Pedemontana Non è veneta. conclusa. Ecco, vi devo però stoppare purtroppo perché dobbiamo andare in pubblicità. Pessimo esempio la Pedemontana. Esempio la Pedemontana. Non vogliamo altre Pedemontane, mettiamola così. Allora, grazie a Marzio Favero e grazie a Vanessa Camani per essere stati con noi. Buona giornata, buon lavoro. Oggi sappiamo che è anche giorno di Consiglio regionale. Noi ora ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con il nostro telegiornale. Saluto il nostro prossimo ospite che è il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco. Buongiorno sindaco, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi e a tutti i telespettatori. Allora, Veneto Giallo si riapre, i timori dei sindaci, il nostro titolo. Ieri sono ripartite le scuole con il 50% in presenza degli studenti delle superiori, hanno riaperto bar e ristoranti a pranzo, hanno riaperto e stanno riaprendo i musei. Insomma, la vita, diciamo, si sta rimettendo in moto nelle nostre città. Che timori avete voi ora come sindaci? Lo stesso presidente Zaia, no? Ieri ha lanciato il monito, mi raccomando stiamo attenti, non vuol dire liberi tutti e non si può abbassare la guardia. Il monito del presidente Zaia è il monito di un amministratore responsabile che sa che in qualsiasi momento si può tornare indietro, si può tornare alla zona arancione o addirittura rossa, con tutte le limitazioni e i problemi del caso. Naturalmente stiamo vivendo un momento in cui la curva dei contagi è in ribasso, ma come è avvenuto nei mesi scorsi è una curva che si muove, può tornare a rialzarsi e quindi l'appello che facciamo come amministratori è di non abbassare la guardia e quindi condividiamo l'appello del presidente Zaia, ma soprattutto è quello di evitare ogni momento di assembramento. Non si possono pensare agli aperitivi in centro storico come si pensava fino a qualche tempo fa, se non nel rispetto delle regole e delle distanze naturalmente. Ecco, già nel fine settimana però le città insomma erano ancora in arancione e si è visto un po' di situazioni diciamo sicuramente a rischio, quindi il prossimo weekend sarà sicuramente super sorvegliato speciale, sono anche partiti i saldi nelle città, quindi insomma l'attenzione diciamo dovrà essere massima in questo senso. L'attenzione sarà massima, ma devo dire che già nelle settimane scorse Vicenza, con i controlli della polizia, delle forze dell'ordine coordinate dal prefetto e del questore, ha attuato una serie di controlli molto puntuali anche con delle sanzioni. E bisogna continuare in questa direzione. L'accordo a livello di comuni con ANCI Veneto è di coordinarci nella visione, nella supervisione di quello che accadrà nel weekend, monitorare per poi decidere delle misure condivise e coordinate tra tutti i sindaci affinché si possa intervenire per impedire alcune scene viste in alcune città anche venete dove non ci si può più permettere gli assembramenti, quelli che vedevamo magari l'estate scorsa, quindi ci si siede al tavolo in maniera ordinata a bere l'aperitivo con la mascherina, si abbassa la mascherina solo per bere l'aperitivo e dopodiché si rispetta appunto la distanza. Il distanziamento è fondamentale da questo punto di vista. Ecco sindaco, lei ha citato l'ANCI ed è proprio di ieri la polemica a distanza tra ANCI attraverso il presidente nazionale De Caro e Mario Conte per quanto riguarda i sindaci del Veneto, la polemica a distanza con il comitato tecnico scientifico, in particolare con Agostino Miozzo, coordinatore del CTS, che ha diciamo in qualche maniera richiamato i primi cittadini affinché esercitino quelli che sono i loro poteri per evitare assembramenti, no allo scaricabarile sostanzialmente dice l'ANCI, no? In questo senso i sindaci cosa possono e cosa devono fare secondo lei? Al di là del fatto che il sindaco è naturalmente il primo responsabile della salute pubblica dei cittadini e di questo ci rendiamo conto, però devo dire che i sindaci dall'inizio di questa pandemia sono stati diciamo un po' lasciati soli anche da parte del governo centrale romano e spesso ci siamo trovati tra di noi a coordinarci, a creare ordinanze anche molto fantasiose per impedire gli assembramenti e per far garantire il rispetto delle regole, però ci vuole un coordinamento
serio, centrale, su misure condivise a livello nazionale che poi vengano calate sui territori. Non si può pensare che i sindaci possano sempre assumersi le responsabilità di scelte spesso impopolari perché qualcuno non decide a livello centrale. E questo credo che sia inaccettabile. Guarda, io non avevo sentito della polemica, ma sono sicuro che i colleghi sindaci De Caro e Conte abbiano detto le mie stesse parole. Ecco, Sindaco Rucco, ieri dicevamo sono ripartite anche le scuole superiori con il 50% dei ragazzi in presenza, si dovrebbe arrivare al 75% fra 3 settimane, no? Se la situazione sanitaria lo consentirà. Lei è anche presidente della provincia di Vicenza, quindi ha bene presente quello che è il quadro della situazione trasporti che come sappiamo insomma si è rivelato essere l'elemento di maggiore criticità più che la situazione nelle aule. Com'è andato intanto in questo primo giorno o stamattina insomma nel secondo e che cosa si può fare per aggiustare il tiro? Ma guardi, ne parlavo prima a margine di una conferenza stampa con alcuni suoi colleghi. Devo dire che noi eravamo pronti a partire dal 7 gennaio, anche come provincia di Vicenza, avevamo un piano con un rafforzamento delle corse sul territorio, con Steward, con la polizia locale per monitorare un po' la situazione. Da quando siamo partiti nella giornata di ieri i riscontri sono in larga parte positivi, naturalmente non tutto è perfetto perché stiamo parlando di una provincia di quasi 900.000 abitanti, quindi con una popolazione studentesca importante, però devo dire che per la maggior parte dei casi è andata bene. Ci sono alcune cose da sistemare, un esempio è la salita sugli autobus, i ragazzi non sanno ancora che c'è magari qualche autobus a supporto, quindi tutti si precipitano sull'autobus che passa, quindi bisogna un po' comunicare meglio attraverso i mezzi di informazione, tipo i social o il lavoro che fate voi, che le corse bus sono aumentate, quindi c'è la possibilità di andare su più autobus sulla tratta interessata. E poi qualche assembramento davanti alle scuole dove i cancelli non vengono aperti subito e quindi si aspetta qualche minuto, magari un'apertura anticipata dei cancelli evita qualche assembramento davanti alle scuole prima dell'ingresso. Su questo dobbiamo un attimo raccordarci con i dirigenti scolastici, col provveditore agli studi, ma credo che non ci saranno problemi e troveremo sicuramente una quadra. Ecco, c'è un messaggio che lei vuole lanciare ai ragazzi, Sindaco, in questo momento? Insomma, abbiamo visto che ieri c'è stata anche tanta gioia da parte degli studenti che finalmente sono potuti rientrare in classe e appunto loro chiaramente hanno lamentato in questo periodo le difficoltà che hanno incontrato appunto con la didattica a distanza, con la mancanza di socialità che c'è stata. Che messaggio vorrebbe dare ai ragazzi? Messaggio da amministratore ma anche da papà, perché sono anch'io papà di ragazzi che stanno frequentando le scuole. Li ringrazio intanto per il comportamento tenuto nel primo giorno di riapertura, perché devo dire che la stragrande maggioranza dei ragazzi ha rispettato le regole, non c'è stato bisogno di intervenire. Sono contento che abbiano potuto riabbracciare i loro compagni, idealmente naturalmente. Questo è importante perché so quanti ragazzi stavano soffrendo per il fatto di non poter frequentare la scuola e quindi se ci comportiamo bene tutti, rispettiamo le regole, potremo finire tranquillamente l'anno scolastico in presenza, magari anche per chi avrà bisogno di fare l'esame di fine corso di studi, fine scuole superiori, potrà farlo anche in presenza e quindi l'obiettivo deve essere questo, quindi in bocca al lupo, una buona scuola e studiate perché è necessario farlo per migliorare anche la nostra società. Questo sicuramente. Vedo che non è ancora arrivato il presidente della regione, Zaia, dovrebbe partire a momenti, insomma, il punto stampa. Approfitto allora per farle un'altra domanda, Sindaco, relativa alle vaccinazioni. Sappiamo che c'è stato grande fermento, no? Anche tra i sindaci per individuare quelli che saranno i luoghi deputati per le vaccinazioni della popolazione generale. Abbiamo sentito, no, si parlerà con gli over 80. Per quanto riguarda Vicenza, a che punto si è? Ma noi stiamo naturalmente seguendo l'operato della nostra ULSS, Vicenza Città in particolare, poi c'è l'ULSS 7 che è la zona di Bassano Sant'Orso, si sta procedendo e ovviamente
è tutto legato anche alle quantità di vaccini disponibili, quindi c'è stato un rallentamento rispetto alle dosi disponibili. Il lavoro che si sta facendo in questo momento è il proseguo all'interno delle case di riposo per tutelare i nostri anziani, i nostri nonni, le nostre fragilità, e auspichiamo che insomma, nell'arco di qualche mese la maggior parte della nostra popolazione sia vaccinata, con i relativi richiami, perché poi c'è la fase anche del richiamo che è fondamentale. Sono pronto anch'io a fare il vaccino quando sarà il mio turno, e quindi credo che sia importante il messaggio di vaccinarci per tutelare noi stessi, ma soprattutto le persone più a rischio che ci sono vicine. Sperando che arrivino naturalmente questi vaccini. Sindaco Rucco, io la ringrazio molto per essere stato con noi, buon lavoro naturalmente e buona giornata. Noi ora andiamo a Marghera con la conferenza stampa. Un aggiornamento dal punto di vista sanitario e clinico di come sta andando l'infezione. Allora, partirei subito con i dati. Tamponi molecolari sono 3.766.253 e i rapidi sono 2.642.526. In totale abbiamo trovato nelle ultime 24 ore 621 positivi e che rappresentano questa incidenza. Allora, 621 positivi su 39.304 tamponi, 1,58 di incidenza, vedete, bassissima. Il numero dei positivi da febbraio ha raggiunto i 313.316 positivi. I positivi ad oggi calano in maniera importante, siamo a 32.044. È ovvio che trovando pochissimi positivi adesso le negativizzazioni sono superiori ai nuovi positivi e quindi cala velocemente questo numero. In ospedale ci stiamo avvicinando pian piano col fatidico 2068, siamo a 2.128 ricoverati. Considerate che ne avevamo 3.400, quindi ne avevamo 1.300 in più o meno. In 32 giorni, anzi esattamente in 33 giorni abbiamo ridotto di 1.300 posti. Come sono suddivisi questi 2.128 posti? 1.906 in area non critica, meno 57, e 222 in area critica, quindi in terapia intensiva, meno 25. Vi ricordo che siamo nella giornata di martedì e quindi è una giornata di contabilità che porta con sé anche i ritardi di carichi di fine settimana. Questo lo si vede come tutti i martedì sui morti. Avete visto, abbiamo avuto un 24 ore con 4 morti il fine settimana. Ovviamente più 76 a recupero, diciamo, del bilancio, diciamo, dell'aggiornamento, diciamo, online dei decessi, che adesso si può considerare come al solito da martedì ultimato, più 76. I dimessi sono 14.462. Allora, come avete visto, innanzitutto, scusatemi, faccio gli auguri al signor Orfeo Cattozzi, 100 anni. Quindi veramente di cuore gli auguri da parte nostra al signor Orfeo Cattozzi, 100 anni, è di Maerne e di Martellago, quindi buon compleanno al signor Orfeo. Dicevo, come avete anche avuto ieri in viva voce dalla vicepresidente De Berti, il tema dei trasporti, come avete visto, organizzato in maniera assolutamente rispondente alle necessità. Qualcuno sosteneva, vi ricordate, quando si decise di non aprire le scuole, di procrastinare l'apertura il 1° di febbraio, vi ricordate che c'era chi sosteneva che le scuole fossero state chiuse semplicemente perché non eravamo pronti con i trasporti. I trasporti siamo stati pronti, al punto tale che, come vi avevo anticipato, la gestione è venuta anche tramite gli steward e tutta una serie di organizzazioni che assolutamente sono state apprezzate. Ringrazio i ragazzi perché so che in maniera molto diligente stanno seguendo le regole e penso che questo sia un bel segnale, nel senso che
i rapporti che abbiamo rispetto alla condotta, direi assolutamente positivi, l'utilizzo delle mascherine, il distanziamento, insomma tutto quello che si può fare. Vedo che i ragazzi lo stanno facendo con molto senso di responsabilità. Sono giornate iniziali di questa zona gialla, ci sembrava un miraggio. Voi sapete che c'è anche una sorta di, ormai rumors che penso si consolidino, di pensare di riaprire piste da sci, diciamo collegandole al colore della zona dei territori, quindi se per noi verrà confermato, grazie al nostro impegno e all'impegno di tutti noi cittadini, di osservare le regole della zona gialla, noi siamo in valutazione venerdì, vi ricordo, tutti i venerdì c'è la valutazione. Ad oggi i parametri che abbiamo ci dicono che dovremmo essere, diciamo, al 99,9% zona gialla confermata. Certo è che dovremo impegnarci sempre di più, perché poi le prossime settimane andremo a raccogliere il prodotto del seminato in questi giorni. Vi ricordo che possibili comportamenti anomali e diffusione di infezioni ce le ritroviamo fra 3 settimane nell'area non critica degli ospedali, quindi quando vedremo un più nei ricoveri che si conferma ovviamente per più giorni, vuol dire che l'infezione sta ripartendo. E non ho altre informazioni se non quella di dire che sul fronte vaccinazioni si sta andando avanti. Abbiamo sempre la speranza che ci siano rafforzamenti, diciamo, delle consegne rispetto a quelle preventivate, visto e considerato che Pfizer ci sembra di aver capito abbia fatto balenare, diciamo, l'idea di poter darci diciamo, magari forniture più cospicue rispetto al previsto. Io spero che accada, anche perché ricordo che a questo punto, vista l'autorizzazione di AstraZeneca che va per dai 18 ai 55 anni, è inevitabile che Pfizer e Moderna siano dedicate a una fascia d'età, diciamo, diversa, che è quella, diciamo, dei nostri anziani. E c'è molta aspettativa e per cui dobbiamo essere veloci anche su questo fronte. A me piacerebbe pensare di coinvolgere anche le imprese in maniera importante da più parti, dal presidente degli industriali Carraro, da Federalberghi, dal presidente Micheli, a un po' tutti, nel senso che c'è anche i singoli industriali che pensano alle aziende covid free e direi anche a un comparto turistico covid free. Penso che sia un'ottima idea questa sulla quale investire. Ovviamente ci vogliono vaccini e quindi ci stiamo muovendo a 360 gradi anche per capire se sul mercato mai accadesse che trovassimo anche la possibilità di approvvigionamenti. Non penso sia un reato andare a comprarsi i vaccini, penso però che bisogna riuscire a trovarli. Allora vi posso garantire che le grandi big pharma tipo Pfizer, per la policy che ha, continua a rispondere che non hanno possibilità di avere un contatto diretto con gli enti locali o con i privati in questa fase. Però il mondo è grande e cercheremo di capire, insomma, nel rispetto delle regole, però penso che sia legittimo che le imprese che vogliono mettere in sicurezza i loro team, vogliono avere i loro commerciali vaccinati per mandarli all'estero, cosa che noi anche vogliamo fare per dare una mano alle imprese. E penso che la prima regione turistica d'Italia, tra le prime al mondo, che è il Veneto, non possa che puntare a un progetto covid free per il turismo, sul quale stiamo assolutamente lavorando nella ricerca della materia prima che si chiama vaccino. Domani abbiamo incontro con il governo sui vaccini. E alle 17:30 domani. E se avete domande, dopo il dottor Flor vi dà uno spaccato per la sanità e poi si chiude. A me hai dato informazioni oggi? Filippo Tosato, il Mattino di Padova. Dopo l'assessore ha incontrato degli imprenditori questa mattina di Abano e vi dà ritorno. Ricominciamo Abano, si chiama l'associazione. Prego. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Sei sicuro su Cimabue? Di che cosa? Sul cerchio. No, il cerchio l'ha fatto Giotto. Ah, bene, grazie di averlo detto. No, ma siccome lei ha detto... Cimabue era il maestro di Giotto. Certo, siccome lei ha detto un quasi Giotto, mi è venuto in mente il suo maestro, Cimabue, tutto qua. Ti sei salvato in corno. Avevo ragione io per registrartela sta roba. Ha fatto storia. Ce n'è stato un altro che diceva di avere sempre ragione, ma non è finita bene. Ma non ha trovato chi ha sbagliato la citazione.
Allora, Grazie. io mi collego proprio a quello che stava dicendo, perché fortunatamente la situazione sanitaria è migliorata in modo, direi, quasi insperato, no, nei tempi. Sono dati che ci rincuorano. Ieri l'impatto del rientro a scuola è stato, direi, molto molto positivo, e quindi si può tirare un sospiro di sollievo al momento. C'è questo fronte, che è un fronte drammatico, dell'economia e del lavoro. Prima c'erano qui fuori un gruppo di commercianti di Abano che sono in ginocchio, ma in generale noi ogni giorno registriamo la sofferenza proprio non solo da un punto di vista di reddito, ma proprio la sofferenza umana, la sofferenza sociale di tante categorie. A questo si aggiunge, ne abbiamo parlato varie volte, a Venezia ad esempio è un caso, lo spauracchio di investitori esteri che arrivino e facciano shopping a prezzi di saldo. Allora, lei adesso ha accennato a questa idea che mi sembra molto molto promettente di comparti economici Covid free, no? C'è su questo la possibilità di un disegno, di una visione, di un progetto ad ampio respiro della Regione? Sì. Che intendo dire, non si tratta solo di soldi, ma si tratta proprio di un approccio organico, insomma. Lei a volte ha fatto degli accenni in questa direzione. Sì, guarda, io direi questo, Filippo, che gli antichi romani dicevano che non bisogna costruire sulle macerie ma sulle ceneri, e mi sa che sulle ceneri ci siamo già arrivati, no? Nel senso che peggio di così, pensate solo che abbiamo quasi 2,5 milioni di morti nel mondo, censiti, più di 100 milioni di contagiati nel mondo censiti, nel senso che poi ci sono quelli che non conosciamo. Capite che questa è la devastazione di una guerra mondiale. Abbiamo vissuto e stiamo vivendo un periodo, diciamo, molto importante storicamente e anche per i danni che ne derivano, però arrivati sulle ceneri è inevitabile che poi si debba ripartire, cioè il mondo non si ferma, e questa è stata una pandemia che ha devastato le imprese. Guardate, cioè, come al solito i veneti con molta dignità hanno tenuto duro, non è facile. Abbiamo perso 65.000 posti di lavoro, considerate che ancora c'è blocco di licenziamenti, e considerate che questa regione ha iniziato il Covid come regione con la più bassa disoccupazione d'Italia, avevamo il 6,6% di disoccupazione, quasi strutturale la potremmo definire, no? E alla luce di tutto questo io penso che sia fondamentale ripartire. Quali sono i due grandi elementi per ripartire? Chiudere questo incubo sanitario, e quindi lo si può fare in due maniere: il Covid che se ne andrà naturalmente, perché accadrà questo, non è che potremmo pensare che l'infezione duri a vita, perché la storia delle infezioni ci dice che se ne vanno, anticiparla con misure di sanificazione che sono rappresentate dalle vaccinazioni. Per cui cominciare a ragionare sui comparti Covid free è assolutamente innovativo. Io sono quello che ha proposto il passaporto sanitario, ma sono già parolacce da mezzo mondo. Adesso tutti vogliono il passaporto sanitario. Noi dobbiamo essere i primi come imprese a essere Covid free. E uno può dire, va bene, la regione cosa fa? Stiamo cercando in maniera veramente ossessiva un canale per riuscire a recuperare vaccini. Questo ve lo confermo. In un paese nel quale se tu vuoi vivere e dormire sonni tranquilli non devi fare nulla. Perché se è come il contagio, no? Il contagio, come abbiamo detto, che prima inizia il contagio, poi ci sono i ricoveri in area non critica, poi le terapie intensive e fino ai morti. Nella pubblica amministrazione prima inizia a fare una roba, poi arrivano le prime notizie, diciamo, della comunicazione, poi c'è qualcuno che apre un dossier e alla fine ti trovi nei guai. Allora, ci sono i disonesti, ma c'è anche chi lo fa col cuore. Io penso che in questa fase il Paese debba garantire a chi riesce a trovare vaccini di poterli comprare. Questa è la vera sfida di questo Paese, e di non trovarsi l'interlocutore che è la Corte dei Conti, la Procura o quant'altro, che non è colpa di questi interlocutori istituzionali, loro fanno il loro mestiere, ma il legislatore deve garantire che se c'è qualcuno che quante volte noi veneti abbiamo risolto il problema semplicemente perché conosciamo uno? Cioè da noi funziona così.
e noi siamo anche globalizzati come comunità nel mondo, e non vi nego che c'è più di qualcuno che ci chiama dall'estero dicendo guardate che ci potrebbe essere. Io non sono convinto che sul mercato mondiale non ci siano vaccini a disposizione per il retail o per dei canali non istituzionali, e le nostre imprese hanno bisogno di quei vaccini. E guardate, non si dica mai che si toglie il vaccino a qualcuno per fare business, che sia chiaro questo. Ma a me suona strano leggere notizie che ormai scappano dalla riservatezza. Vedo la Germania che parla di 30 milioni di dosi, leggo dell'Ungheria che riesce a fare delle cose, vedo che comunque c'è fermento. Sappiamo tutti che da qua ai prossimi 6 mesi ci saranno vaccini per tutti, il problema è averli prima. Oggi dobbiamo cristallizzare la situazione e dire che oggi non ci sono. Abbiamo due scelte: star fermi a menarci le dita, a girarci i pollici e aspettare che passino 6 mesi, e dopo arriverà Johnson & Johnson con 100 milioni, cioè ha dichiarato che farà 100 milioni di vaccini, ci sarà AstraZeneca che andrà in surplus di produzione, Pfizer li distribuirà dappertutto e così Moderna. Però 6 mesi per noi è la vita del nostro territorio. Reitera, dice che dovrebbe chiudere la partita, quindi per noi è vitale. L'altro tema, se da un lato è la sanificazione e il blocco dell'infezione, pensate ai nostri commerciali, pensate ad esempio al tema che il 66% dei nostri turisti sono stranieri. Cioè, capite che quando tu dici che il Veneto è in zona rosso scuro fai un danno da paura, perché noi viviamo di turismo internazionale. L'altro tema è quello delle risorse. L'unica ancora di salvezza si chiama Recovery Fund, sono 222 miliardi di euro che possono essere una grande opportunità come un mega spreco. Non sto dicendo che lo spreco è lo spreco quello canonico, ma è quello anche, purtroppo in questa fase lo spreco è anche sbagliare le linee di investimento. Noi dobbiamo aiutare le imprese con quei soldi e creare occupazione. Tutto il resto è divagazione sul tema. In tutta sincerità, io ho visto il tema del digital divide, tutta la storia digitale. Che siamo? C'è qualcuno di noi che è contrario alla digitalizzazione, alla fibra, queste robe? Nessuno. Però prima che quella roba lì ci crei occupazione, in un momento così drammatico, la vedo dura. Dobbiamo invece aiutare le imprese che hanno voglia di investire, che hanno voglia di assumere e far ripartire questa economia. Questi sono i due temi. La Regione dal canto suo ha rinegoziato i fondi comunitari, non applica tasse, quindi non preleviamo più di 1 miliardo di euro dalle tasche dei veneti, siamo gli unici in Italia, punto, mi fermo qui. Però guardate, il tema del Covid-free è fondamentale. Ecco, su questo aspetto che mi sembra molto interessante, come dire, state contattando aziende fornitrici di vaccini in giro per il mondo, state verificando la possibilità di... Con alcune io ho parlato e non ci danno i vaccini, però è pur vero che insomma c'è anche qualche notizia di chi dice che si potrebbero trovare sul mercato. Quindi stiamo tentando di capire se si riesce a fare nella legalità, nel rispetto delle leggi, perché qui in questo paese quando fai qualcosa di questo genere c'è sempre la provvigione, la tangente, queste robe. Stiamo semplicemente cercando di capire, parlavamo anche prima con l'assessore, guardate, era l'argomento di questa mattina per dircela tutta, e col dottor Flor, proprio per parlare, per cercare di capire se avessimo un varco per avere un po' di vaccini. E come se li compra la Germania non capisco perché qualcun altro non riesca a comprarseli. Beh, ma anche in altri paesi Beh, guardate la Gran Bretagna, insomma, la Gran Bretagna sta vaccinando con un anticipo di 1 mese rispetto a noi. Avete letto notizie di deficit di vaccini in Gran Bretagna? La Gran Bretagna rischia di essere veramente un approdo strategico da quando è fuori dall'Europa. Spero lo sia anche per i vaccini, che magari li troviamo in Gran Bretagna. Io chiedo un ultimo dettaglio sempre sul fronte così economico. Qualcuno potrà sorridere, ma i titolari di centri benessere fanno presente che per loro che da mesi non ricordano neppure più cosa sono i clienti,
si avvicina a San Valentino, per loro è un momento importante nella loro... Pensate alle terme ad esempio. Certo, e in attesa del nuovo DPCM che però arriverà a marzo, chiedono se non si può esplorare la possibilità di un permesso di riapertura a soggiorni privati, nel senso di non aprire a tutti ma aprire magari a coppie che vogliono passare qualche giorno. Per loro sarebbe una boccata d'ossigeno, me l'hanno segnalato in molti e io glielo riferisco. Sì, però stai parlando non dell'ospitalità alberghiera qui, eh? No. Stai parlando delle spa? Sì, esattamente. Allora, questo è un tema che noi abbiamo affrontato e guarda, posso dire, non fa sorridere assolutamente, la roba seria, economia per il Veneto, lo è sia questo che il tema degli spettacoli viaggianti, che il tema del fitness e di molto altro ancora. Il problema è che vi ricordo che con l'ultimo decreto è previsto che le regioni non possono più fare provvedimenti, ordinanze diciamo estensive, no? Le può fare solo restrittive. Questo è il vero limite. Però ho intenzione di porre la questione proprio domani, visto considerato che sarà la videoconferenza, ci sarà il Ministro Speranza, per capire anche, nel rispetto ovviamente di questa sfida che è quella di uscire dal Covid, se si possa pensare di dare una mano ancora con possibili allentamenti a questo tipo di imprese. Prego. Allora io avevo Prigioni, Van Bott. Buongiorno Presidente, buongiorno a tutti. Ci sono delle novità per quanto concerne il protocollo delle visite dei familiari ad alcuni pazienti gravi in terapia intensiva? Leggevo un protocollo a Treviso, se non sbaglio. No, ma si sta aprendo, ovviamente adesso c'è meno pressione, considerate che abbiamo 222 Covid positivi e negativi contro i 400 e oltre che avevamo, e adesso si sta aprendo, diciamo che c'è una pressione tale per cui si riesce a gestire, perché la visita di un familiare non è una roba semplice. Poi il dottor Flor vi darà un aggiornamento anche su questo. Ovvio che se tu lo fai, hai parlato di Treviso ha avuto una punta di 27 pazienti, stamattina penso ne abbia 12 o 13 se non ricordo male, capite che con 27 vuol dire che non c'è più spazio neanche per un ago. Con 12 cominci ad avere tempo per poter accogliere un familiare, farlo vestire, perché poi si entra sempre in un reparto Covid, vi ricordo. Quindi anche questo pian piano, insomma, avete visto l'assessore ha aperto alle visite, agli ambulatoriali, insomma si sta ripartendo. Grazie. Prego. Alda Ranzani, il Gazzettino. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Torniamo un attimo sui vaccini, per cortesia. Prego. Quando lei ripete nella legalità d'acquisto, rispettando tutte le vie legali eccetera, ci può spiegare, è possibile? Se lei oggi trovasse un venditore di vaccini, lo potrebbe fare o no? Bel quesito, è esattamente il quesito che ci poniamo. Da un punto di vista formale sì, perché non c'è nessuna legge che ci vieta di comprare un farmaco se è autorizzato. È un farmaco autorizzato il vaccino, no? Non è che andiamo a comprare il vaccino indiano che ancora non ha la EMA, sta parlando di vaccini autorizzati EMA e AIFA. Il vero tema che si apre è quello, nel momento in cui tu avessi la possibilità di trovare un fornitore, si aprono sostanzialmente due fronti: quello della Corte dei Conti, in maniera tale di capire che non si vada a palesare un danno erariale, che qualcuno può dire sei andato a comprare il vaccino, ma il vaccino te lo dava lo Stato, quindi tu l'hai pagato, però è anche vero che il bilancio dello Stato è unico alla fine, che poi paghi la regione. È la storia delle mascherine, no? Te le danno perché sei andato a comprarle. Sono andato a comprarle perché se non me le dava la gente i nostri operatori non avevano più le mascherine. Allora, è un elemento prudenziale comprare il vaccino? Secondo noi sì. Se è vero che salva la vita per la proprietà transitiva, facciamo in modo di salvarne di più. Dall'altro, sapete, poi si aprono tutti gli scenari dei complottisti che aprono, scenari di... Immagino che c'è il tema, le procure avrebbero da lavorarci un pezzo su un tema così, no? Perché poi da chi l'hai comprato. Quindi la fonte per poter valutare un acquisto deve essere la casa madre. Questo è poco ma sicuro, non puoi andare da un intermediario, devi comprarlo comunque, perché poi c'è un tema giustamente che pone correttamente il dottor Flor del contenuto del flacone, no? C'è bisogno di avere la tracciabilità
Vi ricordate con la prima fase, cioè, ci fu chi comprò gli scatoloni vuoti di mascherine? So che qua se c'è soluzione, diciamo, fisiologica non farà male, ma qualcuno potrebbe anche dirti mi sono preso il Covid e pensavo di aver fatto il vaccino. Però insomma è un percorso ad ostacoli, ma se arriviamo ad avere la possibilità di avere notizia che sia solida e certa di una possibilità di fornitura, la valutiamo. Presidente, lo dice così? Lo dico perché oppure ci sono effettivamente dei canali che si stanno aprendo? Su estero sì. È cauto, ma c'è fondamento oppure è una speranza? No, io penso che siano assolutamente fondati dal fatto che è inverosimile che ci sia un monopolio costruito in maniera tale per cui nessuno possa approvvigionarsi del vaccino, e dalle notizie che si leggono sulla stampa internazionale, diciamo, c'è una visione meno monopolistica di quella che c'è in Italia e in Europa. Del resto anche l'Europa la sta un po' sfatando. Ripeto, se pensate a quello che sta accadendo in Gran Bretagna non c'è vaccino, c'è. Appunto, no, avete sentito della crisi di AstraZeneca in Gran Bretagna? Io no. E scusi, quando lei dice coinvolgiamo le categorie produttive, come funzionerebbe? Supponiamo che lei domani trovasse una fornitura sostanziosa di vaccini, poi coinvolge Carraro per quanto riguarda Confindustria, De Micheli per quanto riguarda Confturismo, e poi le singole aziende lo comprano dalla regione? La regione no, guarda, il problema in questa fase non è chi lo paga, chi lo compra, il problema è di un progetto unico. Devo dire per onestà intellettuale che le imprese, parlo sia delle imprese artigiane che gli industriali che il mondo dell'ospitalità in particolar modo, tutti si sono proposti fin dal primo istante nel dire vogliamo fare la nostra parte se possiamo essere i primi a livello nazionale ad essere Covid free, e stiamo lavorando tutti su questa sfida. Qualcuno ogni tanto dice che ha avuto notizie di vaccini che ci sono in giro per l'Europa e per il mondo, ma ad oggi non si è concretizzato nulla. Però siamo con le antenne assolutamente molto vigili. Bonet, poi Marchiori. Sì, Presidente, buongiorno. Buongiorno. Su questo tema perché credo che ci sia l'esigenza di chiarire alcuni aspetti. Allora, prima questione, ovviamente noi non stiamo parlando né del vaccino russo né del vaccino cinese, perché non sono autorizzati EMA e AIFA. Stiamo parlando dei tre. Ecco, perché per esempio l'Ungheria che ha citato lei, è vero che ha comprato dei vaccini, però ha comprato il cinese che da noi non è autorizzato, e la Turchia ha comprato il russo, se non ricordo male, che non è autorizzato. Quindi noi parliamo di Pfizer, AstraZeneca e Moderna. A questo punto volevo capire questo, cioè la scelta dell'Unione Europea di utilizzare un unico canale di acquisto per tutti i paesi era, mi pare, dettata dalla volontà di evitare proprio la corsa al vaccino con una concorrenza tra paesi che ovviamente avrebbe avuto anche impatto sul prezzo, perché a quel punto si scatena una dinamica di mercato. E quindi volevo capire, il fatto che adesso lei ci dica che si stanno aprendo dei canali per questi tre vaccini al di fuori dell'UE, significa che ogni paese potrebbe andare a comprare da Pfizer, Moderna e AstraZeneca quote aggiuntive di vaccini? No, nel senso che io, perdonami, non ho detto che si stanno aprendo canali, cioè dico che trovo inverosimile che si possa andare avanti con questo modello mummificato, no? E leggendo un po' le notizie, io non vi ho dato nessuna certezza, che sia chiaro. Leggendo un po' quello che accade nella stampa internazionale si capisce comunque che il mondo è più fluido sul fronte dei vaccini di come lo stiamo vivendo noi. Non ho ad oggi un indirizzo presso il quale c'è una fornitura sicura, assolutamente no. Chiedo perché, se non ricordo male, anche Bertolaso, chiamato in Lombardia a occuparsi dei vaccini, ha detto adesso per la Lombardia ci arrangiamo, compriamo i vaccini, quindi sta prendendo piede questo tema delle regioni che almeno quelle che possono si muovono. Allora, però c'è una certezza, io penso che sia, come si può dire, anche di pianificazione strategica, da qui all'infinito accadrà che ognuno potrà andarseli a comprare, no? Alla fine. C'è da capire da qui all'infinito se c'è un termine temporale molto più vicino a qui che all'infinito. Ok. Poi l'altra domanda invece che volevo fare è come eventualmente questa cosa si coniugherebbe con il piano di sanità pubblica, e mi spiego. Cioè, noi ogni giorno veniamo qui e sentiamo che la regione ha difficoltà ad approvvigionarsi di vaccini per, diciamo così, le persone che più hanno bisogno, ultraottantenni, disabili, eccetera. Chiaro che se si aprissero dei canali per i privati, faccio un esempio noto a tutti, di Luxottica, ha disponibilità di miliardi, si siede al tavolo di Pfizer, mette i soldi sul tavolo, porta a casa i vaccini. Cioè non si genererebbe una dinamica
per cui le imprese che hanno disponibilità si approvvigionano di vaccini e nel frattempo il pubblico resta indietro col piano di sanità pubblica, cioè nel momento in cui lei riuscisse ad aprire questo canale, come fa poi a conciliare le priorità? Ecco, no, allora chiarisco, è utile la domanda. Cioè, io davo per scontato che i 2 vaccini, ma l'ho detto all'inizio, forse non c'eravate perché siete arrivati, l'avevo detto all'inizio, i 2 vaccini, i Pfizer e Moderna, noi li consideriamo strettamente dedicati prima a coprire quelle fasce di età che sono strategiche per noi. Il ragionamento, l'avevo detto all'inizio, 18-55 è il ragionamento di AstraZeneca, che guarda caso andrebbe a colpire tutta la fascia degli operatori, perché sono nell'età produttiva, no? Quindi assolutamente anche eticamente, insomma, sarebbe inconcepibile togliere il vaccino ad un anziano per destinarlo a un canale privato. Non esiste, almeno io non avvalerò mai una scelta del genere, figuratevi. Bene chiarirla sta roba. Un'ultima domanda, oggi Repubblica scrive che le poste avrebbero predisposto una piattaforma per la gestione dei vaccini a livello centralizzato, sì, e dice che era stata messa a disposizione delle regioni per, diciamo così, dare una piattaforma informatica comune che permettesse di vedere quanti vaccini arrivano, dove sono. Solo 4 regioni hanno però aderito. Secondo me mi pare che si rischia di creare un altro caso Immuni. Ci può chiarire bene? No, che la Regione Veneto ha il suo software e fra l'altro sta avendo contatti e consulenze anche, diciamo, di rango internazionale rispetto anche a delle implementazioni, diciamo, molto innovative. Cioè, però vorrei ricordare a tutti, peraltro il rapporto con la D delle Poste l'ho avuto io personalmente, e vorrei ricordare a tutti che quando arrivi qui in Veneto non è che arrivi nel deserto della vaccinazione, perché poi capite che il modello nazionale è una roba, cioè qui noi partiamo da un livello di allenamento, no? Per cui abbiamo già un target tale per cui o abbiamo dei miglioramenti rispetto al nostro target, se no non ha nessun senso smontare un sistema. Però siccome questa domanda io tengo che sia data una risposta tecnica, domani inviterò il dottor Mongillo che ha seguito tutti i colloqui con tutte le società, perché ovviamente dietro al nostro lavoro c'è un back office pauroso sul fronte vaccinale. Siccome ne ho parlato anche stamattina al dottor Mongillo, che è uno degli uomini, diciamo, del gruppo della prevenzione della dottoressa Russo, è giusto che vi dica, in base alle votazioni, vi dà anche uno scenario di cosa c'è sul mercato, perché posso anche aggiungere che abbiamo anche avuto contatti con i francesi, per dire. Allora, ad esempio, lì posso annunciarvelo, c'è un buon sistema di prenotazione e di disdetta della prenotazione per la vaccinazione, però tutto il resto, che è quel back office importante che noi abbiamo, non c'è. E quindi tu rischi di avere una bella plancia di comando, ma poi il controllo del magazzino, le dichiarazioni, l'anagrafe vaccinale, queste storie. Se noi siamo i primi in Italia a aver fatto l'anagrafe vaccinale, vuol dire che abbiamo un software che qualcuno lo sta ancora progettando in software house, avete capito? Quindi ho l'impressione che alcune proposte siano purtroppo innovative ma non tarate sul modello nostro. Ma non è una questione di Immuni. Se avete la cortesia, domani invito il dottor Mongillo e vi dà uno spaccato anche di come siamo organizzati noi. Forse varrebbe la pena anche di chiarirla sta roba, no? Cioè non è che abbiamo lo scalpello con la pietra, anche se qualcuno pensa a questo. Non voi, Grazie. Prego. Ilaria Marchiori, Media Nord-Est. Sì, Presidente, buongiorno. Buongiorno. Scusi, solo un paio di domande proprio tecniche per chiarire. Allora, la prima è la seguente. Allora, lei dice noi siamo bloccati, diciamo, in queste trattative negli eventuali acquisti per questioni burocratiche. Fondamentalmente che tipo di questioni burocratiche sono? Sì, no, non ho detto che siamo bloccati, ho detto che qualora ci fosse un'opportunità sul mercato, che oggi non c'è, sì, cioè non c'è fisicamente, non è che oggi ho in mano, qualora ci fosse un'opportunità sul mercato dovremmo fare un approfondimento giuridico, perché se è vero che il mercato è libero e se è vero che l'acquisto di farmaci non è vietato, è altrettanto vero che bisogna avere un'operazione
che sia blindata dal punto di vista giuridico. Capite? Cioè, ormai abbiamo capito tutti, non le vedete le inchieste, no? Che basta che tu compri una mascherina, una siringa, dopo qualcuno la trova un centesimo di meno, finisce che tu l'hai pagata di più. Cioè funziona tutto così ormai. Cioè non si cristallizza più il momento in cui la vai a comprare, no? Perché anche se vai a comprare il pane può essere che un giorno lo paghi di più, un giorno di meno, ma quel giorno che l'hai pagato di più magari avevi fame, dovevi comprartelo quel giorno, no? Il panino. E in questo paese invece va di moda dire finiamo l'anno, poi facciamo un bilancio e diciamo chi è stato più bravo l'ha pagata di meno e chi l'ha pagata di più la fornitura, ma non l'hanno comprata lo stesso giorno dallo stesso fornitore con le stesse condizioni. Quindi sui vaccini c'è anche questo rischio. Ecco Presidente, lei prima ha anche detto che trova inverosimile questo sistema mummificato e ha aggiunto non possiamo aspettare 6 mesi, quindi la sua speranza è quella di arrivare prima ad un eventuale acquisto in privato, diciamo. Ma guardate, noi siamo assolutamente coerenti con la strategia nazionale, questo va chiarito. Ovvio è che se mi dicono che quelli sono i vaccini e loro non riescono a trovarne altri, se domani mattina vi faccio un esempio come è accaduto con le mascherine, mi suona il campanello un imprenditore, vi ricordate allora Franceschi, mi dice te ne regalo 13 milioni, devo dire di no perché faccio parte che l'ha donato non si guarda in bocca, allora potrebbe essere che magari qualcuno decide di donarli o ci dice c'è la possibilità di comprarne, a quel punto io ho anche una responsabilità a dire di sì o anche di no. Perché vediamo l'altro scenario, rinunci a un acquisto, qualcuno potrebbe dire avevi la possibilità di dare salute e non l'hai erogata. Siamo in Italia, E quindi cosa vuol dire? Che ogni roba che fermo non va bene. Grazie. Nico Parente di Veneto Salute. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Salve. Nico Parente vi saluta. Io andrei un attimo, una domanda sul fronte dei tamponi e dello screening invece, perché una notizia di oggi vede un centro ricerche di biologia molecolare di Roma che avrebbe messo a punto e sperimentato anche con buoni risultati un tampone nasofaringeo esclusivamente per individuare le varianti, in particolar modo individua le varianti inglesi, brasiliane e sudafricane che sono le più temute. Ora, siccome il tema delle varianti è temuto anche e soprattutto qui in Veneto da noi, volevo sapere se in merito magari la Regione Veneto si sta attrezzando di suo oppure avrà un confronto magari con questa realtà capitolina. Guardate, il coordinatore regionale delle microbiologie è il dottor Rigoli. Immagino che non sia il tampone che discrimina le varianti, ma sarà la PCR, quindi la processazione che discrimina le varianti. E avranno messo in piedi sicuramente un processo per cui riescono a identificare la mutazione. E il dottor Rigoli riesce a rispondere a questo, me ne aveva parlato però, quindi non so quale sia lo stato dell'arte. Io l'ho visto domenica mattina, che come al solito lui si trova in laboratorio la domenica, e quindi non posso aggiungere altro. Bene, grazie. Prego. Allora, altre domande? Non mi pare. Dottor Flor, sì. Io sono dottor Flor. Grazie, io vi lascio. Buon lavoro. Allora, dottor Flor, la prima domanda c'era già prenotata la Vanzan. Come? Sì, è qua. Dottor Flor, poi ci sono le domande, se devi dire qualcosa prima oppure andiamo subito sulle domande. Due osservazioni, grazie, buongiorno a tutti. Le due osservazioni sono che l'andamento della malattia testimoniata dal numero di positivi ricoverati e di positivi che assistiamo a domicilio è in calo. Secondo le previsioni che avevamo noi quando abbiamo deciso di aprire l'attività ambulatoriale è calata di più. Oggi abbiamo il 53% in meno di pazienti in rianimazione, quindi si sono più che dimezzati. Stiamo andando verso il dimezzamento anche dei non rianimazione di malattie infettive e quindi domani nella riunione con le aziende metteremo a punto
un piano, vediamo di fare una verifica se dalla settimana prossima possiamo riaprire per alcune attività che erano state rinviate o sospese sia in ambito chirurgico che in ambito medico. Parlo di attività di ricovero. Abbiamo insomma la sensazione che l'andamento dell'epidemia sia abbastanza stabilizzato in discesa, voglio dire, quindi guardiamo con un po' di fiducia, cercando anche di non aspettare l'ultimo momento ma di organizzarci per tempo, perché voi sapete che molti di questi sono ricoveri programmati, l'urgenza l'abbiamo sempre garantita, sono ricoveri programmati sia di area medica che area chirurgica, anche alla luce della buona disponibilità di posti letto di rianimazione che abbiamo oggi. Voi sapete che accanto all'urgenza erano stati mantenuti gli interventi che non richiedevano rianimazione, adesso possiamo pensare di riaprire anche agli interventi che prevedono rianimazione. Sui vaccini io credo di non aggiungere nulla, perché continuiamo a trovare motivi di discussione, ma l'unico vero motivo di discussione è che vaccini ne abbiamo troppo pochi, quindi cosa volete che stiamo a discutere dei vaccini all'infinito? Vi ricordo sempre che quando parliamo di 50.000 dosi a settimana vuol dire 25.000 persone, e voi capite che a colpi da 25.000 persone vaccinare i milioni di persone che vogliamo vaccinare ci porta a tempi che forse non sono compatibili, e credo che il Presidente abbia detto chiaro e tondo che noi non lasciamo nessuna strada inesplorata. Cioè non stiamo aspettando quello che succede, stiamo provando in ogni modo a trovare soluzioni per uscire il più in fretta possibile da questa situazione. Allora, c'era un attimo Alda che aveva già alzato la mano, poi Tosato, poi Bonet e quant'altri. Dottor Flor, visto che ormai siamo quasi all'anno di anniversario di questa pandemia, fra poco, sì. E il Veneto, è stato ripetuto più volte, prima ha avuto un andamento non gravissimo nella prima fase, poi ha avuto una seconda, forse anche una terza, che è stato additato come l'untore, questo sembrava il lazzaretto, e adesso invece abbiamo dati che stanno migliorando più del previsto. Vi siete dati una spiegazione o ancora non c'è? No, la spiegazione di quello che è accaduto, in particolare sulla differenza tra la prima e la seconda fase, io lascerei agli scienziati che non riescono a capire, come non riescono a capire la differenza di intensità della malattia che c'è stata all'interno della Regione Veneto, come non si capisce la differenza che c'è stata tra la Regione Veneto e qualche regione confinante. Posso solo dire che nella prima tornata dell'epidemia noi siamo stati 2 mesi con un lockdown durissimo, cosa che nella seconda fase non ha fatto nessuno in Italia. E la seconda cosa è che le chiusure da giallo ad arancione e a rosso che ci sono state in alcune zone del nord Italia, perché l'epidemia tra nord e sud è molto diversa, no? Del nord Italia non sono rispecchiate, non danno i risultati che ci saremmo aspettati se guardiamo poi i dati della malattia nelle singole regioni. Noi prima del 20 dicembre siamo sempre stati zona gialla, qualcuno è stato zona rossa o zona arancione, si è ritrovato come noi in zona arancione e oggi in zona gialla. Noi abbiamo i dati che dal 1 gennaio calano insistentemente, qualchedun altro i dati non li ha che calano e sicuramente non si sono dimezzati come sono dimezzati i nostri. Le regioni del nord Italia. Invece 2 domande tecniche. Per quanto riguarda i vaccini, lei l'altra volta aveva detto, lei anche l'assessore, che per quanto riguarda i malati oncologici ci sarà una quota riservata. I malati oncologici sono circa 20.000. I singoli malati hanno chiesto alle proprie aziende, ai propri ospedali con quali priorità. C'è un criterio per vaccinare gli oncologici, i malati?
Oppure si arrangia ogni ospedale? Cioè c'è un'indicazione regionale oppure si arrangia, che ne so, lo IOV? È un po' in fase di discussione come chiamare, come denominare alcune fasce di malati particolari, fragili o fragilissimi. Noi pensiamo che i malati oncologici con malattia in atto e in cura nei nostri ospedali e i trapiantati siano due categorie che forse meritano un'attenzione, stante caratteristiche indiscutibili che non riguardano il lavoro o l'età, ma riguardano la malattia di cui sono portatori. E quindi questi stiamo pensando di metterli nelle fasi molto precoci. Ma decide la regione o decidono i singoli ospedali? No, decide la regione. Anche in che modalità vengono chiamati, insomma, stiamo studiando e sono i 20.000 che avevamo già citato, non abbiamo ancora il numero dei trapiantati che abbiamo chiesto al dottor Feltrin a capire un attimo quanti sono. Filippo Tosato, Il Mattino di Padova. Buongiorno direttore. Buongiorno. Ci fa qualche esemplificazione delle attività programmate in area medica e chirurgica che potrebbero essere riattivate? Lo dico per chi ci ascolta che magari insomma ha un punto di riferimento. Guarda, è tutta l'attività chirurgica programmata. Allora ci sono dall'ernia che non è complicata, alla calcolosi della cistifellea, alle vene varicose che non sono urgenti. L'urgente che va in pronto soccorso ha bisogno di intervento, l'abbiamo sempre fatto. C'è una serie di attività chirurgiche non oncologiche, ma di tutte le discipline, ortopediche per esempio, che riprendiamo a fare anche se è previsto l'utilizzo in rianimazione, perché oggi abbiamo un numero sufficiente di postazioni libere in rianimazione, posti attivi, non da trasformazione o altro, le solite. Ci sono per esempio interventi oculistici? Interventi oculistici che abbiamo sospeso in qualche sede, sono stati sospesi, in qualche sede non sono stati sospesi, ma io penso la chirurgia generale, l'ortopedia, la protesica, tutta la cosa che non è urgente ed è stata sospesa più che rinviata. Ecco, noi pensiamo di poter riattivare tutta quell'attività, ma anche in ambito medico abbiamo malati cardiopatici, abbiamo malati di diverse nefrologici e patologici, insomma, che possiamo pensare dove c'è necessità di ricovero di procedere insomma in questa fase. Noi abbiamo avuto tanti posti letto per i malati Covid, sono stati ricavati da trasformazione di reparti di area medica. Oggi ripristiniamo il reparto di area medica e continua a fare quello che è la sua attività che faceva in periodi precedenti. Ricordo sempre con grande cautela, sempre secondo un livello di necessità, perché comunque vi ho detto i malati Covid ricoverati si sono dimezzati ma non sono spariti. Ecco, poi nel ricordare all'assessore Lanzarin, anche qui un messaggio da parte dell'Associazione degli Invalidi Civili, chiedono di non essere dimenticati sul fronte vaccini. La domanda che io vorrei farle, ieri ho tentato di punzecchiare il presidente Zaia sul versante Crisanti, però lui ha fatto un po' orecchie da mercante, cioè lo riassumo in due parole. Per chi magari non ha seguito, il discorso è sempre quello dei tamponi rapidi, dei test antigenici. Secondo il professor Crisanti questi test non sono affidabili, o meglio hanno un'affidabilità assai limitata che non li rende attendibili ai fini dello screening. Venerdì i 14 responsabili delle microbiologie del Veneto hanno sottoscritto un documento nel quale difendono l'impiego di questi tamponi, ricordano
che sono stati validati dal Ministero della Sanità e dal Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità, e dicono che è improprio e diffamatorio sostenere che l'adozione di questi tamponi ha fatto aumentare la mortalità. Il commento del professor Crisanti è che 14 per 0 è uguale a 0, ovvero che il documento sottoscritto da questi microbiologi non ha alcun valore. Volevo sentire se lei ha un'opinione in proposito. No, io opinioni non ne ho, perché le opinioni le lascio agli altri, a quelli che pensano di sapere tutto. Io posso dire che la questione tamponi ha anche una autorevole copertura e paternità che viene dal Ministero e dall'Istituto Superiore di Sanità, e se uno non è d'accordo deve mettersi d'accordo con queste autorità, in primis, che hanno ratificato esattamente quello che ha sempre detto il Veneto. Il punto secondo, che non è un'opinione, è che io sono convinto che 14 volte 0 fa 0, ma vorrei sapere chi ha lo 0, perché dubbio mi viene. E la terza cosa è che quando uno parla male dei colleghi vuol dire che non riesce a parlare bene di se stesso. Grazie. Bene, c'era Marco Bonet del Corriere del Veneto che si era prenotato, altri? Per ora no. Chiedo per una collega, sì, adesso si usa chiedo per una collega che mi segnala di cui non caso personale o richiesta di informazione? No, richiesta di informazione tecnica. Le risulta che a Padova siano partite 7.500 lettere per le vaccinazioni over 80. Potrebbe essere benissimo, noi abbiamo dato il via libera ieri. Quindi anticipando rispetto alla data? No, abbiamo dato il via libera ieri, le lettere fissano la vaccinazione dopo metà febbraio. Voi sapete, insomma, fino a metà febbraio recuperiamo l'arretrato e poi cominciamo a coprire ulteriori quindi in tutto servizi il Veneto della prima adesso fascia. Partono le lettere in questi giorni, fissando gli appuntamenti a dopo il 15, esattamente, quando arriveranno. Grazie. Confermo, siccome mi ricordo il dato, a Padova classe 41 sono 8.000, quindi è veritiera, insomma, la cosa. Se non ci sono altre domande ringrazio. No? Come? Sì, volevo solo aggiungere una cosa mentre l'assessore prende posizione. Domani ci sarà il dottor Mongillo, non escludo che domani ci sia anche la dottoressa Russo a presentare la bozza di progetto sperimentale di screening per le scuole. Mi ricorda? Giovedì il professor Baldo presenterà il piano con sorprese uniche. Beh sì, anche questo sarà 0. Prego Assessore, scusa, ma io... Velocemente, allora si è presentata una delegazione di commercianti di Abano che hanno chiaramente manifestato le loro difficoltà in tutto questo periodo, da una parte perché sappiamo insomma che tutto il settore termale è in ginocchio, loro vivevano col settore termale, quindi anche i commercianti insomma rispetto all'afflusso di turisti e quant'altro, e quindi chiedendo insomma attenzione anche per i commercianti dei vari livelli, per il settore termale e per anche il fatto, loro citano il fatto che Abano non è centro storico, quindi ha un trattamento diverso rispetto alle città capoluogo. Hanno consegnato simbolicamente delle chiavi che sono le chiavi dei loro negozi, dicendoci se possiamo appunto portare avanti questa loro richiesta e questo loro grido di allarme. Io li farò mettere in contatto con l'assessore Marcato, che è assessore anche competente, per ricevere questa delegazione e poi capire insomma come possiamo essere sia a livello regionale, ma poi credo ancora di più a livello nazionale tramite la conferenza delle regioni, insomma sollevare anche il problema di questo settore che è al pari di altri settori. Prego Alda. Mi scusi Assessore, ma quindi così come le piscine, le palestre eccetera, tutta l'attività termale è ferma tranne che per i residenti, cioè per chi pernotta? Com'è la situazione?
Sì, oggi sulle terme non c'è il turismo e quindi non hanno la possibilità. Ma sono aperte o sono chiuse? No, il servizio sanitario, le prestazioni sanitarie sono aperte, non il resto delle prestazioni, quelle insomma che facevano di solito, ma poi manca tutto l'aspetto turistico e quindi questi commercianti dicono noi abbiamo dei negozi anche nelle vicinanze e chiaramente con anche l'afflusso turistico che avevano le terme, che avevano questi settori, questi compendi, avevamo chiaramente, nonostante noi fossimo aperti, perché in zona arancione, in zona gialla prima i negozi sono aperti, però insomma raccogliamo una sofferenza di questo tipo. Allora a questo punto dichiaro chiuso, grazie. Ciao Eccoci, allora è finita dunque la conferenza stampa del governatore Zaia, avete sentito quelli che sono i dati relativi ai contagi di oggi, 621 i nuovi positivi in Veneto nelle 24 ore, cala il numero dei pazienti ricoverati, quindi è confermato questo trend in discesa sia per quanto riguarda i contagi che per quanto riguarda i ricoveri. Siamo in area non critica a 1906 persone ricoverate, meno 57 rispetto a ieri, e a 222 in terapia intensiva, meno 25 rispetto a ieri. Resta ancora elevato il numero delle persone che hanno perso la vita. I morti in Veneto a causa del Covid sono 76, anche se hanno riferito appunto dalla conferenza stampa di poco fa che il numero è elevato anche perché sono stati aggiornati i dati dei giorni passati, dei giorni precedenti, che hanno caricato quindi sul dato di oggi. Abbiamo anche alcune notizie di cronaca che ci arrivano dal Bellunese, una purtroppo drammatica, riguarda un'anziana signora che è stata ritrovata senza vita questa mattina a Cortina, un'anziana che era uscita di casa ieri sera con il deambulatore ed è morta assiderata. Sono stati proprio i vicini di casa a notare questa mattina la sagoma della donna in mezzo alla neve e purtroppo appunto per la signora non c'era nulla da fare. Si chiama Ilda Verocai, 92 anni, residente appunto a Cortina, e la signora probabilmente appunto era uscita di casa con il deambulatore, è scivolata sul ghiaccio, non è più riuscita a rialzarsi e in una notte con temperature ancora molto basse purtroppo non ce l'ha fatta. Questa mattina sono stati chiamati i carabinieri di Cortina che ora stanno indagando sull'accaduto. La salma dell'anziana è già a disposizione dei familiari, ma c'è anche un'altra notizia che ci arriva dal Bellunese, riguarda un incendio di vaste proporzioni. Stiamo vedendo appunto anche le immagini che sono state inviate dai vigili del fuoco, un vasto incendio in Val Visdende, nel comune di San Pietro. In fiamme l'azienda Pra Marino, azienda che è andata completamente distrutta. I vigili del fuoco stanno intervenendo con l'elicottero da Venezia, che ha appunto caricato 2 squadre di pompieri e le ha appunto portate in Val Visdende. Vedete, l'incendio è davvero di grandi proporzioni. È stato necessario appunto portare i pompieri con l'ausilio dell'elicottero perché le strade, ecco qui vedete il video che ci è stato appunto inviato dai pompieri, perché appunto le 2 strade che conducono sull'area, che conducono appunto nella zona della Val Visdende, sono bloccate a causa di slavine, per cui per intervenire e riuscire in qualche maniera a domare le fiamme, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire con l'ausilio dell'elicottero decollato da Venezia, dall'eliporto dei vigili del fuoco di Venezia. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco, restate con noi.
Eccoci, siamo nuovamente in diretta con l'edizione straordinaria del nostro telegiornale. Proseguiamo ora con la cronaca perché c'è una notizia che ci arriva da Padova relativa ad una bimba caduta dalle scale. Ci aggiorna in diretta il collega Guido Barbato. Buongiorno Guido. Buongiorno Marta, buongiorno a tutti. Alle 9:30 di stamattina una bambina molto piccola di 16 mesi, figlia di cinesi, è caduta dalle scale del condominio che abita con i suoi genitori all'Arcella nel quartiere di San Lorenzo. Non potendo mostrarvi la casa dove la famiglia risiede, siamo appunto davanti alla chiesa parrocchiale. Non si sanno i motivi per i quali la piccolina si sia avventurata per le scale. Fatto sta che è stata ritrovata al piano terra ed è stata soccorsa dal SUEM, sono intervenuti i carabinieri ed è stata ricoverata al pronto soccorso pediatrico in prognosi riservata. Al momento non abbiamo altri elementi, stavamo per provare a sentire un po' i vicini di casa se avessero sentito cosa è successo. Fatto sta che comunque questo condominio è veramente di 3 piani più negozi con soppalco, quindi la bimba ha fatto oltre 2 piani in discesa, 2 piani e mezzo direi, così a occhio, e il condominio si trova a non molta distanza appunto dalla chiesa parrocchiale. Speriamo appunto di potervi dare delle notizie positive, che le sue condizioni insomma restino in prognosi riservata per quello che serve per rianimarla e poi possa tornare a una sopravvivenza normale, perché sarebbe davvero una cosa molto triste per appunto un infante di solo 16 mesi. Il quartiere di San Lorenzo all'Arcella è uno dei vari rioni della grande rione dell'Arcella, è quello diciamo più prossimo al retro della stazione ferroviaria di Padova come collocazione, tanto per capirci, insomma, un quartiere per certi aspetti con alcune case anche storiche, per altri aspetti il quartiere anche un po' dormitorio, insomma, ecco, dove le persone rientrano magari la sera solo per il lavoro e durante il giorno è molto tranquillo. Cercheremo di farvi avere nel corso anche dei nostri notiziari una qualche testimonianza su quello che può essere successo, sempre insomma anche nel rispetto dell'età della minorenne in questo caso. Certo Guido, io ti ringrazio, grazie mille per questo collegamento. Naturalmente nel corso dei telegiornali, dei nostri telegiornali, aggiornamenti su questo evento drammatico di cronaca, insomma, che speriamo possa risolversi positivamente per questa bambina che appunto, lo ricordiamo, ha appena 16 mesi. Ora noi ritorniamo a Marghera, dove abbiamo la nostra Ilaria Marchiori. Ecco, la vedo nel monitor, Ilaria Marchiori, per gli ultimi aggiornamenti sul punto stampa di oggi. A te Ilaria. Sì, buongiorno Marta, buongiorno a tutti i telespettatori. Si è appena conclusa la conferenza stampa del Presidente Zaia qui nella sede della Protezione Civile di Marghera. Fondamentalmente 2 gli argomenti toccati, quello che riguarda i vaccini e poi naturalmente quello che riguarda l'economia, che è letteralmente in ginocchio. Per quanto riguarda i vaccini, il governatore Zaia ha esordito dicendo che c'è la speranza che siano confermate le dosi rispetto a quanto preventivato, ma c'è tutta la volontà eventualmente di trovare un canale, una strada per potersi attrezzare anche autonomamente nell'acquisto dei vaccini. Stiamo parlando sempre dei 3 vaccini a disposizione attualmente sul mercato e approvati dall'EMA, quindi AstraZeneca, Pfizer e Moderna. Ricordiamo tra l'altro che per quanto riguarda AstraZeneca la fascia d'età fondamentalmente a cui somministrarlo è quella che va dai 18 ai 55 anni, mentre gli altri 2 saranno a coprire le altre età, quindi prima dei 18 e poi dopo i 55. Domani alle 17:30 ci sarà proprio un incontro tra Regioni e il Governo per discutere di vaccini, ma il governatore Zaia ha detto che
l'ha definito un percorso comunque ad ostacoli, molto difficile. Naturalmente ha evidenziato che non ci sono ancora delle trattative in corso, ma che comunque trova assolutamente inverosimile ci sia un monopolio in tal senso, e quindi si cercherà di fare quanto possibile per poter capire che cosa eventualmente poter fare per avere altre dosi di vaccino. E poi è stato toccato, come dicevo, il settore dell'economia, la questione economica. Il governatore ha suddiviso in due punti principali quella che può essere la ripresa. Innanzitutto dicendo che si riparte dalle ceneri, perché questa è la situazione. Ceneri lo sappiamo perché, come avete sentito anche nel corso della conferenza qui fuori proprio poco fa, prima dell'inizio del punto stampa, c'erano dei commercianti di Abano Terme che hanno raccontato tutta la loro disperazione, non solo per il settore termale ma anche poi per quello commerciale, dal momento che Abano è una cittadina prettamente turistica, e quindi il governatore ha detto prima si chiude la questione sanitaria, aspettando che il Covid mano a mano passi, perché se ne andrà, ha detto, però bisogna garantire, anche il governo deve farlo soprattutto, garantire che ci siano i vaccini, perché altrimenti passa troppo tempo e il tempo è denaro anche per una ripresa dell'economia. E poi l'altra questione è quella delle risorse. L'unica ancora di salvezza, ha detto il presidente Zaia, è il Recovery Fund. Le imprese vanno aiutate in tutto e per tutto a ripartire. Il tema del Covid free è fondamentale anche per questa ripartenza. Ecco Marta, questi i punti principali toccati dal governatore Zaia. So che i tempi sono molto stretti, quindi se non ci sono altre domande restituisco la linea allo studio. Sì, grazie mille Ilaria per questo collegamento. Appunto il nodo cruciale che è stato affrontato oggi dal governatore è proprio questo di reperire, no? Abbiamo sentito i vaccini a livello anche regionale, di valutare se non altro tutte quelle che sono le opportunità per poter appunto reperire i vaccini anche a livello regionale. Grazie dunque a Ilaria Marchiori, con il nostro tecnico, per questa diretta, come sempre appunto puntualissima, per quanto riguarda tutti gli aggiornamenti forniti dal Presidente della Regione. Noi ora ci fermiamo per qualche istante, il meteo e la pubblicità. Benetton, centro assistenza tecnica per caldaia a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976, al vostro servizio con professionalità e cortesia. Bentrovati al meteo. Pressione in temporaneo aumento. Nella giornata di martedì 2 febbraio il tempo risulterà buono e generalmente asciutto, ma vediamo insieme la previsione. Sul Veneto precipitazioni assenti, prevalente alternanza di nuvole e rasserenamenti, con ampi spazi soleggiati, ma anche con qualche nebbia a carattere sparso in pianura e nelle valli prealpine fino al mattino, poi in dissolvimento ma in nuova formazione di sera. Venti a tratti moderati da direzioni variabili. Temperature in lieve aumento, minime tra -1 e 2 gradi, valori massimi compresi invece tra 8 e 10 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove lo scenario sarà simile, con tanto sole ovunque, salvo per locali addensamenti, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime invece sui 9-10 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il cielo risulterà a tratti nuvoloso ma senza piogge associate, col passare delle ore ampie parentesi soleggiate. Temperature minime intorno a -1 grado, valori massimi invece sugli 8-9 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Benetton, centro assistenza tecnica per caldaia a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976, al vostro servizio con professionalità e cortesia.
Ed eccoci nuovamente in diretta con il nostro telegiornale. Ora apriamo una finestra su tutta una serie di iniziative che sono state attivate grazie alla collaborazione con i comuni della Marca Trevigiana per dare un supporto a quelle famiglie, purtroppo sono ancora molto numerose, che si trovano in quarantena o in isolamento a causa del Covid. Abbiamo quindi in collegamento Paola Roma, che è la presidente della conferenza dei sindaci dell'ULSS 2 della Marca, oltre che sindaco di Ponte di Piave. Buongiorno sindaco. Buongiorno Marta, buongiorno a tutti voi. Grazie allora per essere con noi. Quindi vi siete attivati, no, come primi cittadini per dare un supporto a queste famiglie, perché insomma negli ultimi mesi abbiamo visto, soprattutto nel difficilissimo mese di dicembre che abbiamo vissuto nel nostro territorio con tantissime famiglie in isolamento, ci sono anche proprio moltissimi problemi pratici nella gestione della vita di queste famiglie, che non possono ovviamente uscire per andare a fare la spesa, o che non possono magari i familiari assistere un parente malato che però non è ricoverato in ospedale o è a domicilio, ma ovviamente essendo loro stessi in quarantena non possono uscire di casa. Vuole spiegarci un po' in che cosa consiste questo progetto? Sì, allora questo progetto nasce proprio dalla volontà delle 94 amministrazioni come conferenza dei sindaci sulle suddivisioni dei 3 distretti territoriali, quindi di Treviso, di Asolo e di Pieve di Soligo, e ringrazio anche le 2 colleghe Annalisa Lampin e Elisa Tommasella, ed è proprio nato in questa collaborazione tra di noi e l'azienda sanitaria, e per questo ringrazio il direttore generale ma anche i direttori di distretto e i direttori dell'unità infanzia, adolescenza, famiglia, e nasce proprio con 3 spiriti di intervento. Il primo, come accennavi giustamente tu, quello che riguarda il trasporto chiaramente delle persone, anche per quella che sono i casi di positività o per recarsi, oltre che a fare il tampone, anche alle altre necessità nelle visite ospedaliere. Il secondo tipo di intervento è proprio per l'igiene e cura personale, e in questo caso stiamo parlando di persone che non sono seguite direttamente dall'assistenza domiciliare dei nostri servizi come servizi sociali, oppure dall'assistenza domiciliare integrata dell'azienda sanitaria. Quindi quelle persone anziane che vivono con la propria famiglia, si positivizza il nucleo familiare e quindi c'è la necessità di intervenire anche quell'intervento di igiene personale, e anche tutte quelle piccole attività che già i comuni erano intervenuti per quanto riguarda la consegna dei farmaci a domicilio piuttosto che la spesa. Il terzo tipo di intervento invece va a riguardare proprio l'intervento mirato ai ragazzi, quindi in una progettualità che riguarda quei ragazzi per i quali viene rilasciata in isolamento anche tutta la classe, e quindi degli interventi che vengono fatti ovviamente online con la presenza degli educatori. Questo tipo di servizio viene attivato con la richiesta da parte delle nostre amministrazioni, quindi dei servizi sociali, direttamente a quello che sarà il gestore suddiviso nei 3 distretti, proprio nell'attivazione di questi 3 tipi di intervento. È chiaro che quello che riguarda anche i ragazzi è fondamentale, perché può essere un intervento o diretto al singolo utente o anche diretta all'intera classe, quindi anche ad andare a dare quelle risposte a quell'attività di dopo scuola che necessariamente si è bloccata chiaramente con la pandemia, ma che può essere data una risposta a livello delle 94 amministrazioni. Questo è un servizio che vedrà appunto coinvolto il terzo settore, ed è proprio questo rapporto di collaborazione che verrà proprio attuato proprio in risposta a quella che è tutta quella parte di educativa anche che viene fatta da parte dei nostri servizi, e si va ad integrare a quella che è la normale progettualità. Ringrazio davvero, perché questo vuol dire anche mettere all'interno dei piani di zona 2 o più servizi a collaborare e a lavorare tra di loro, in questo caso ai direttori di distretto e proprio alle unità infanzia, minori, adolescenza e famiglia di tutta la nostra azienda sanitaria, servizio che partirà chiaramente nelle prossime settimane e che ha visto appunto l'unitarietà di tutte le nostre amministrazioni lavorare per dare delle risposte ai nostri cittadini. Ecco sindaco, ma sostanzialmente si tratta di una sorta di dopo scuola virtuale, diciamo, per questi ragazzini, per questi bambini che non possono ovviamente uscire di casa perché magari l'intera classe è in quarantena, anche se non sono loro stessi positivi, devono rimanere in casa. È inteso così, diciamo, come progetto? Esattamente, una progettualità anche che va a verificare anche nei casi proprio anche quando nel rapporto appunto 1 a 1 che il ragazzo magari
chiaramente costretto anche al discorso del lockdown, non subentrino delle altre situazioni, quindi una tipologia non solo di supporto, perché verrà fatto proprio dagli educatori e già la figura dell'educatore è un tipo di attività che soprattutto anche nelle secondarie di primo grado è già attività che i nostri comuni seguono con i vari spazi d'ascolto. Una cosa importante è che appunto viene attivato non solo per le classi delle primarie, ma anche per le secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, e questo ovviamente con l'attivazione che viene fatta attraverso i canali che sono appunto i nostri servizi sociali che attivano direttamente l'ente preposto a questo. Ecco Sindaco, a proposito di ragazzi, c'è anche un'altra iniziativa che è un po' un proseguo di quello che era stato attivato quest'estate ed iniziato quest'estate con i centri estivi. Vuole parlarci anche di questa iniziativa, insomma, rivolta ai nostri bambini e ai nostri ragazzi? Anche questa iniziativa nasce proprio in continuità come conferenza dei sindaci, quindi con l'unanimità delle 94 amministrazioni e quindi dei 3 distretti, a quella che era Convivium 1. Convivium 1 nasce proprio con l'attività di formazione che è stata fatta, garantita dalle nostre amministrazioni in collaborazione con l'azienda sanitaria, ma non solo, l'infanzia, adolescenza e famiglia, ma anche il Dipartimento di Prevenzione, per formare tutti quegli operatori che hanno seguito i nostri centri estivi. A questo punto chiaramente la conferenza dei sindaci ha richiesto un ulteriore intervento, portando avanti quello che è stato fatto già prima con Convivium 1, in un intervento proprio sotto il profilo educativo che andrà chiaramente a dare un'azione proprio formativa e consulenziale non solo appunto alle scuole, alla parte degli educatori, ma anche ai genitori e all'attività che viene normalmente fatta dagli nostri spazi d'ascolto per i ragazzi. Quindi questo tipo di progettualità che è stata deliberata in continuità proprio con Convivium 1 da parte delle amministrazioni comunali e che avrà appunto la nostra ricaduta all'interno del nostro bilancio sociale, è quell'attività che non vuole dimenticare tutto quella che è la parte educativa. Come ci sono i referenti Covid del Dipartimento di Prevenzione che si confrontano con i referenti Covid delle scuole, questo tipo di referenti invece che viene dato per questo intervento sotto il profilo educativo servirà a dare anche una risposta a tutte quelle necessità che poi collegano i nostri ragazzi con tutti i servizi dell'azienda sanitaria. Quindi in questo caso davvero dei percorsi non solo per i genitori ma anche per i ragazzi e per gli insegnanti, in particolare anche per le famiglie fragili e quei ragazzi fragili che seguiamo già all'interno delle nostre scuole per quanto riguarda l'assistenza scolastica. Anche in questo caso un servizio da parte dell'infanzia, adolescenza, famiglia come nostro servizio, e quindi ringrazio la Direzione Generale per aver anche implementato questo intervento intersettoriale che riguarda proprio i nostri piani di zona. Ecco Sindaco, proprio a questo proposito, quali sono le richieste maggiori che vengono dalle famiglie con figli in questo momento? Insomma, abbiamo sentito che le famiglie sono state veramente messe a dura prova dalle restrizioni anti-Covid, dalla didattica a distanza, da tutta quella difficoltà anche di gestire, di organizzare la famiglia in questo momento così difficile. Le richieste che maggiormente vengono rivolte a questi servizi, quali sono? Sicuramente sono quelle richieste che vanno verso i ragazzi della fascia adolescenziale, e anche su questo la nostra conferenza dei sindaci, quindi con tutti e 94 i comuni, con l'azienda sanitaria, stiamo lavorando proprio per portare avanti una progettualità che coinvolga i diversi servizi, perché l'adolescente non è solo per la parte dell'infanzia e adolescenza, ma riguarda anche tutte le altre aree che possono essere da un punto di vista sia quella delle dipendenze, la salute mentale e tutte quelle che vengono coinvolte proprio in questa fase di crescita del ragazzo. Quindi nel dare delle risposte a questo tipo di interventi, come avete avuto anche voi, il dottor Mazzo che è il nostro direttore della parte dipendenze, su quelle che sono le attività anche consultoriali che vengono fatte per i genitori, è fondamentale dare chiaramente queste risposte soprattutto ai ragazzi, ed è proprio in questo target che come conferenza dei sindaci stiamo lavorando con la direzione generale per dare delle risposte trasversali e che possano essere chiaramente in maniera continuativa, perché i servizi della nostra azienda sanitaria danno delle risposte collegandosi tra di loro, perché il ragazzo chiaramente giovane avrà delle diverse fasce per cui avrà delle risposte diverse in base ai servizi che andiamo ad attivare. Quindi sotto questo profilo non solo chiaramente capiamo i genitori che hanno dovuto per esempio fare gli open day a distanza e quindi collegati con una telecamera con le nostre dirigenti scolastiche, con tutte i loro insegnanti, per far vedere quella che è l'attività della scuola, e quindi anche chi doveva scegliere anche
anche una scuola e una tipologia di intervento diverso. Io ringrazio anche la dottoressa Sardella perché su questo tipo di intervento si è sempre dimostrata disponibile e collaborerà con noi anche nei progetti che dicevo prima, perché chiaramente serve una collaborazione nei diversi livelli, chiaramente con il provveditore degli studi ma anche con tutti i nostri dirigenti scolastici che chiaramente ci interrogano su tutte quelle che sono le situazioni della normalità, non solo sotto il profilo appunto dei nostri ragazzi che seguiamo per l'assistenza scolastica e quindi per le fasce più fragili, ma chiaramente anche per tutto quello, come dicevi tu Marta, che ha fatto rilevare questa situazione chiaramente di difficoltà. Quindi il prossimo intervento sul quale ci stiamo attivando è proprio quello della fascia adolescenziale. Ecco, c'è anche un altro settore dove come conferenza dei sindaci dell'ULSS siete stati molto attivi in collaborazione con l'azienda sanitaria in queste settimane che è di fondamentale importanza, che è quello di individuare i siti per l'avvio della campagna vaccinale anti-Covid. Abbiamo sentito dal direttore generale dell'ULSS 2 della Marca, Francesco Benazzi, che tra il 12 e il 15 si prevede di partire con la vaccinazione degli over 80 a partire dalla classe dei nati nel 41 e quindi proprio in questi giorni stanno partendo le telefonate da parte dei CUP per definire appunto quelli che sono gli appuntamenti, luoghi e orari. Diciamo, come sindaci avete messo veramente a disposizione tutta una serie di siti per poter effettuare queste operazioni in sicurezza. Certo, sicuramente ringrazio i colleghi perché per quanto riguarda questa proprio fase è stato fondamentale avere quelle strutture che già erano diventate importanti per la vaccinazione anti-influenzale e che sono proprio da punto di riferimento anche già riconosciuto nel territorio. Ma ringrazio ulteriormente i colleghi che unitamente al dottor Benazzi, quando è stata richiesta la loro disponibilità, hanno dato la disponibilità di strutture che andremo appunto a dare al direttore generale per quella che è anche la vaccinazione della popolazione e strutture che chiaramente siano disponibili anche i sabati e le domeniche, chiaramente in un'attivazione di 7 giorni su 7. Ringrazio perché a livello distrettuale stiamo dando delle possibilità chiaramente di strutture che non possono sicuramente essere solamente i palazzetti, perché riprendendo anche l'attività nella normalità delle nostre società sportive non potevano essere quelle, ma strutture in disponibilità delle amministrazioni comunali che rispondano ai requisiti non solo del proprio territorio ma anche dei territori limitrofi. In questo caso appunto siamo andati a indicare le strutture che abbiamo a disposizione, l'azienda sanitaria le sta valutando e proprio questa settimana avremo poi un incontro con il direttore generale nella conferenza dei sindaci per valutare anche queste possibilità che vengono date. Ripeto, sono possibilità importanti perché significa avere una disponibilità di questi luoghi 7 giorni su 7 e quindi permettere che nel momento in cui arrivano anche quantità importanti di dosi di vaccino possano essere somministrate con la tranquillità di avere quei posti delle amministrazioni e in loro disponibilità disponibili veramente 7 giorni su 7 e questo non è poco perché permette di dare risposte importanti al territorio e di far continuare nei nostri palazzetti tutta quella che era l'attività che normalmente le nostre associazioni e attività sportive facevano e quindi ulteriori risposte che tutte le amministrazioni stanno dando proprio per dare risposte a tutti i nostri cittadini. Grazie, io la ringrazio. Sindaco, naturalmente buon lavoro, grazie per essere stata con noi. Un saluto. Grazie a te Marta, grazie a voi e buon lavoro. Un saluto dunque a Paola Roma, sindaco di Ponte di Piave, nonché presidente della conferenza dei sindaci dell'ULSS 2 della Marca trevigiana. Parliamo ora di attività sportiva in questo periodo. Vedo che si è già collegato il nostro prossimo ospite che è il dottor Patrizio Sarto, direttore della medicina dello sport dell'ULSS 2. Buongiorno dottore, grazie. Buongiorno a voi, grazie a voi per l'invito. Grazie, allora parliamo di sport perché sappiamo, se può chiudere il ritorno dell'audio dottore perché sento l'eco della mia voce. Ecco, perfetto, non lo sento più. Allora, parliamo di sport, dicevamo, perché in questo momento, insomma, nonostante la nostra regione sia ritornata in zona gialla, comunque palestre, piscine e quant'altro continuano a rimanere chiuse, quindi da parecchi mesi ormai per tantissime persone non è più possibile praticare l'attività sportiva così come si faceva prima.
prima, che conseguenze sta portando sulla salute delle persone questa diciamo forzata sedentarietà, dottor Sarto? Allora guardi, il problema è sicuramente un problema che deve essere preso in considerazione, perché la sedentarietà sappiamo essere uno dei fattori di rischio più importanti che colpiscono la popolazione generale. Non più tardi di qualche anno fa è uscita una monografia in una delle interviste di una delle riviste più importanti in ambito scientifico, dove ci veniva ricordato. Ecco, c'è qualche problema. Sedentarietà... ecco, è ripartito, no, si era bloccato il collegamento. Ecco, prego. Sì. Perfetto. Quindi è chiaro che una sedentarietà forzata come quella che abbiamo dovuto subire in questo anno ha sicuramente avuto un risvolto molto pesante su tutta la popolazione, in particolare io direi due grandi fasce: i giovani da una parte e poi le persone diciamo adulte con una malattia cronica, oltre ovviamente per tutta la popolazione, ma in particolare per queste due fasce. Per i giovani perché è stata tolta la possibilità di poter svolgere l'attività fisico-sportiva, che è un punto fondamentale e cruciale che, aggiunto alla sospensione della scuola, quindi con attività didattica a distanza, ha sicuramente contribuito nel tono dell'umore dei nostri ragazzi, oltre che per quanto riguarda il pericolo dell'aumento del peso corporeo, e quindi di associare alla sedentarietà anche per esempio l'aumento del peso e l'obesità, che sappiamo essere due problemi estremamente importanti, cioè che vanno a caratterizzare lo sviluppo poi di questi ragazzi. Quindi questo è il primo problema. Per quanto riguarda le persone affette da malattia cronica, abbiamo registrato purtroppo un aumento circa del 30% del peso corporeo in una popolazione affetta da malattia cronica, quindi è chiaro che un impatto l'ha avuto. Adesso l'importante è che tutta la popolazione si renda conto che deve prendersi un po' in mano e riprendere a tornare a camminare, a mettersi in movimento, perché è un punto cruciale questo, è un punto cruciale. Ecco, sicuramente. A questo proposito volevo che vedessimo insieme questo video che ci avete appunto inviato, che è stato realizzato in collaborazione con la Regione del Veneto, proprio sull'importanza dell'attività sportiva, sull'importanza del movimento. Vediamolo insieme, se la regia può mandarlo in onda. Ecco, dottor Sarto, lo sport è una medicina e la mancanza di attività motoria fa più danni del fumo addirittura, è proprio così? Se non di più, uguale. Questo è un concetto, ma vede qual è il problema? Che nell'opinione pubblica non è ancora passato questo concetto. Mentre siamo tutti consapevoli che il fumo sia in grado di generare grossi problemi alla nostra salute, non è ancora chiaro quanto la sedentarietà possa avere un peso forte sulla prognosi e quindi sulla nostra storia. E quindi ci vuole uno sforzo ulteriore, e devo dire che la direzione della prevenzione della nostra Regione Veneto, in collaborazione con la nostra azienda, è da molti anni che lavora in questo. È questo che avete visto, che avete mandato, e che come Medicina dello Sport dell'azienda 2, ma anche come direzione di prevenzione della Regione Veneto, vi ringrazio per averlo mandato. Questo è uno dei 3 video che abbiamo costruito con la coordinazione della dottoressa Francesca Russo e la nostra azienda, per far capire a tutta la popolazione l'importanza del movimento, ma soprattutto di queste palestre della salute che speriamo a breve possano anche loro ripartire. Cosa sono? Sono dei luoghi diciamo così privati, che però seguono degli indirizzi molto ben strutturati e rigorosi, per permettere alle persone, a tutte le persone, ma in particolare alle persone che hanno una malattia cronica, di poter continuare ad assumere la loro dose di farmaco, esercizio fisico, per curare la loro salute.
Ecco, purtroppo appunto come lei diceva queste palestre sono chiuse, speriamo possano riaprire quanto prima, anche perché naturalmente questo significherebbe che i dati dell'epidemia stanno migliorando in maniera tale da consentire appunto un ritorno sempre più vicino alla normalità. Nel frattempo, diciamo, qual è il consiglio che possiamo dare a tutti noi, insomma, che ci troviamo in questa situazione, sia chi era più sportivo e quindi magari già abituato a frequentare la palestra, sia chi invece magari lo era un po' meno, ma si trova addirittura all'immobilità, insomma, quasi totale, no? Di questi lunghi mesi invernali. E poi anche un focus sui bambini, sui più piccoli, no? Che sono stati costretti comunque a casa per tanto tempo, i ragazzi con la didattica a distanza. Quindi che cosa possiamo fare per cercare, con quanto è consentito dalla situazione sanitaria attuale, per continuare comunque a fare attività sportiva? Intanto dobbiamo avere ben chiaro che noi siamo i primi gestori della nostra salute e quindi non dobbiamo trasferire ad altri responsabilità che dobbiamo avere noi. Questo è il primo messaggio che mi sento di dare. Questo perché? Perché il movimento è una delle cure più importanti per la nostra salute, non solo fisica ma anche mentale, non dimentichiamoci, per cui la cosa più semplice è rimettersi in movimento rispettando le norme relative a questa pandemia disastrosa che ci ha colpito e che ha colpito il nostro pianeta in questo anno storico. Quindi mantenendo sempre le distanze di sicurezza, ma utilizzando la mascherina nel rispetto nostro, ma nel rispetto anche delle persone che incontriamo. Questo credo sia il primo punto. Però la cosa più semplice è rimettersi in movimento. Certo che chi è fermo da molto tempo non può pensare che lo stop non abbia influito sul nostro fisico, quindi serve una certa gradualità nella ripresa. Quindi magari se la persona ha una patologia cronica o se è soltanto un sedentario da molto tempo, l'importante è rimettersi in movimento, non cercando le grandi intensità, i grandi sforzi fisici, ma prediligendo maggiormente lo sport, le passeggiate prolungate, aumentando l'intensità progressivamente. Questa è la prima cosa che credo si possa fare e che tutti noi abbiamo il dovere per la nostra salute di dover fare. Poi ci sono i ragazzi più giovani. Per loro intanto bisogna dire una cosa, che lo sport non è mai stato completamente chiuso. Molti atleti hanno continuato ad allenarsi, adesso si sta cercando, probabilmente ripartiranno molte realtà sportive che sono estremamente importanti. Mi permetto di dire, prima vedevo il collegamento alla dottoressa Paola Roma, la presidente della conferenza dei sindaci, con lei, la sua organizzazione, il nostro dipartimento di prevenzione, il nostro servizio e la nostra azienda abbiamo incontrato, pensi, prima di questa, diciamo così, del secondo blocco, di secondo lockdown, quasi 500-600 società sportive per poter organizzare, poter dare un servizio e una sicurezza a chi frequentava le strutture sportive. Devo dire che ho trovato una grandissima serietà organizzativa. Okay, quindi i luoghi dove si svolge sport sono gestiti da persone estremamente formate. Abbiamo fatto uno sforzo nella formazione e dove è presente ed è facilmente trovabile un percorso molto rigoroso per rispetto delle Ecco, c'è ancora un... regole. Ecco, è ripartito, si era bloccato nuovamente. Ecco, prego, dottore. Esatto, intanto sparisce la linea. Quindi il luogo sportivo non è un pericolo per l'utente se è in grado di rispettare le regole. Ogni federazione sportiva ha emanato un protocollo e le società sportive sono state veramente molto attente nel farlo rispettare. Quindi io spero che al più presto si possa tornare a vita normale. Per esempio le palestre, lei citava le palestre, si sono chiuse e credo che adesso vedremo cosa succederà, però anche la palestra dovrà un po' reinventarsi. Per esempio, credo che sia fondamentale che si modifichino certe attività. Finché siamo in questo momento molto delicato, se mai verranno riaperte, io spero al più presto che questa cosa possa essere ottenuta, sarà necessario almeno nei primi mesi rimodificare il tipo di attività da proporre, quindi attività a minore intensità, l'uso della mascherina sempre, evitare quindi gli affollamenti. Perché? Perché dobbiamo pensare da una parte alla nostra salute psicofisica,
e il movimento ha un ruolo importantissimo per i più giovani, ma anche per le persone più adulte e soprattutto per gli anziani. Dall'altra parte però dobbiamo fare sempre i conti con una pandemia che deve essere, che ci impone un attento senso di responsabilità e di controllo nel contenimento della diffusione di questo virus. Certo, approfitto di quanto lei ha appena detto, dottore, a proposito della mascherina, quindi mascherina anche durante l'attività, lo svolgimento insomma dell'attività sportiva, dell'attività fisica, perché sappiamo insomma che in questo periodo è stato anche come dire al centro di numerose diatribe questo utilizzo della mascherina durante l'attività sportiva. Non è infatti obbligatoria per esempio per chi corre o chi va in bicicletta, con devo dire anche episodi di cronaca e numerose litigate tra cittadini, no? Tra chi si trova a correre senza mascherina, passa vicino a chi invece ce l'ha, eccetera. Quindi è vero che chi fa attività sportiva dovrebbe comunque abbassarla, che non ossigena bene, che è complicato fare lo sport con la mascherina, dottore, o può addirittura danneggiare la salute? Allora guardi, dobbiamo fare una distinzione. Intanto l'uso della mascherina, abbiamo due tipi di mascherine essenzialmente. Abbiamo la mascherina chirurgica e poi abbiamo la mascherina FFP2 che abbiamo tutti imparato a conoscere. La FFP2 è improponibile nella possibilità di svolgere un'attività fisica, ancorché moderata, quindi a bassa intensità, mentre per la mascherina chirurgica, che insomma è questa che credo la faccio vedere, no? Abbiamo tutti imparato ad conoscere e ad utilizzare. Per l'attività fisica moderata non c'è nessun problema se si utilizza la mascherina chirurgica. È chiaro è che poi dobbiamo differenziare fare attività fisica all'aperto rispetto all'attività fisica in ambiente chiuso. È chiaro che nell'ambiente chiuso, dove gli spazi comunque sono ridotti in base al numero di persone, impone due cose. La prima, il contingentare le presenze negli ambienti chiusi e poi le intensità dell'esercizio. Quindi per questo dicevo prima, anche nel chiuso bisogna rimodificare le attività. Perché? Perché per lo svolgimento di attività moderate, quindi non che ti portano a grande sudorazione, l'attività può essere svolta benissimo con l'uso della mascherina. Poi c'è il problema di chi svolge l'attività fisica all'aperto. Allora io mi sento di dire a tutte le persone che ci stanno ascoltando, e so che voi siete sicuramente uno dei telegiornali maggiormente seguiti, che non credo sia un problema utilizzare la mascherina, abbassarla mentre siamo all'aperto e di aprire la nostra bocca quando incontriamo qualcuno. Questo è un segno di rispetto verso le persone che incontriamo. Okay? Insomma, un po' di bon ton non guasta neanche in questa circostanza, no? Un po' di educazione, di rispetto degli altri. Certo, certo. È chiaro che tutto dipende dall'intensità. Quando si fa attività fisica troppo intensa, la mascherina è chiaro che impedisce gli scambi con l'ossigeno, però questo non ha un impatto sulla salute. Ci sono stati diversi articoli, diversi lavori che l'hanno dimostrato. È chiaro, non sei in grado di esprimere grandi potenzialità fisiche, ma in questo momento storico della nostra che stiamo vivendo non è tanto necessario fare grandi prestazioni fisico-sportive, ma comunque essere in movimento. Questo è il messaggio che dobbiamo mandare a tutte le persone. Quindi per chi svolge attività fisica all'aperto, certo, all'aperto le condizioni climatiche ovviamente ti permettono di poter anche non utilizzare la mascherina, però credo che non sia un problema alzarsi la mascherina quando incontriamo qualcuno. Anzi, ripeto, è un segno di grande rispetto verso le altre persone. Certo, sicuramente. Dottore, proprio un flash prima di chiudere questo collegamento. Lei accennava prima ai benefici, diciamo, sulla salute non solo fisica ma anche mentale dell'attività sportiva. Possiamo dire che lo sport è un antidepressivo naturale? In questo momento magari ne abbiamo tutti bisogno, no? Perché la situazione di sicuro non come dire, aiuta ad essere di buon umore. Guardi, ormai è accertato questo. Ci sono numerosissimi articoli scientifici che hanno dimostrato quale sia l'impatto dell'esercizio fisico sul nostro tono dell'umore. Quindi su questo credo non ci sia nulla da aggiungere se non ribadire l'importanza del movimento proprio relativamente al tono dell'umore. Guardi, in questo momento noi visitiamo moltissimi ragazzi e quando li incontriamo e chiediamo come stanno, moltissimi hanno un tono dell'umore che è stato ridotto, dovuto a questa come dire, astensione da tutte le loro attività, in particolare quelle sportive, dovuta alla chiusura
chiusura, quindi alle limitazioni, e tutti sono come dire, desiderosi di poter riprendere il loro movimento, e sappiamo, perché i dati sono certi su questo, quale sia l'impatto forte da una parte come benessere psicofisico. Chi non si muove non ha nemmeno idea di quali siano il beneficio, diciamo così, psicofisico che si può ottenere con il movimento. Quindi solo chi lo fa, ed è per questo che stimolo tutti a mettersi in movimento, per poter ottenere da una parte una come dire, salute fisica, ma soprattutto quella mentale. È ormai accertato che è un antidepressivo estremamente importante, senza l'utilizzo di principi molecolari, quindi farmacologici. Ecco, 2 secondi proprio perché mi stimola le domande parlare con lei, dottore, perché abbiamo parlato dei ragazzi, ma ci sono anche le persone anziane che purtroppo proprio per timore di contagiarsi si sono moltissimi barricati in casa, non escono più, quindi magari anche la passeggiata quotidiana è stata fortemente limitata. Per loro quanto è importante è muoversi e che cosa possono fare per evitare poi delle conseguenze che magari possono essere anche invalidanti ad una certa età, no? Guardi, è estremamente importante. Le spiego, una persona anziana che limita la sua attività ha un impatto fortissimo sulla sua salute. In che senso? Dal punto di vista generale, ma soprattutto è il muscolo che ne risente. Il muscolo per una persona anziana è fondamentale perché? Perché lo protegge per esempio dalle cadute. Sappiamo quanto sia come dire, fragile la persona anziana e quanto possa avere una riduzione del tono della forza fisica. Forza fisica ed equilibrio sono due come dire, qualità che devono essere particolarmente allenate, quindi il fatto di non poter fare con regolarità del movimento, e questo riduce fortemente il livello di forza muscolare che li espone ad un rischio di caduta. È per questo che con la Regione Veneto, durante il periodo del primo lockdown, abbiamo fatto una serie di video che sono facilmente reperibili all'interno del sito della Regione, dove abbiamo dimostrato e organizzato delle esercitazioni proprio per le persone che non volevano, che non potevano da una parte, in alcuni casi quando è possibile non vogliono per timore potersi uscire a fare dell'attività fisica. Quindi ribadisco il messaggio, è estremamente importante per l'aspetto della capacità di forza. Una persona quando perde la sua capacità di forza è molto più fragile, ha molta più instabilità quando cammina, quando fa le scale, quando si sposta, e questo lo espone a una caduta. Quindi ecco perché è estremamente importante lavorare su questo aspetto. L'altra cosa è che mi sento di dire che oramai penso che una persona anziana possa e dovrebbe riuscire e riappropriarsi del territorio che lo circonda utilizzando le come dire, protezioni. Quindi uno può uscire e andare a camminare anche con l'FFP2, okay, se ha timore di potersi contagiare, ma può uscire utilizzando le indicazioni che sono note a tutti ormai. Certo. E quindi la cosa che mi sento di dire che l'uso della mascherina, che probabilmente ci accompagnerà ancora per molto tempo, deve diventare ormai una nostra abitudine. Utilizzarla nel modo corretto non ci limita nelle nostre attività e non può limitarci nelle nostre attività. Certo, con questo appello, dottore, chiudiamo questo collegamento. La ringrazio per essere stati con noi, un saluto e buon lavoro al dottor Patrizio Sarto, direttore della medicina dello sport dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana. Buona giornata, saluti. Grazie a voi, buongiorno. Buongiorno, allora noi ora diamo la linea alla pubblicità, alla regia per la pubblicità, ci rivediamo tra pochissimo per parlare dei mondiali di Cortina, ormai è iniziato il countdown, a tra poco, pubblicità. Eccoci nuovamente in diretta, ultima parte della nostra edizione del telegiornale, parliamo dei mondiali Cortina 2021, è iniziato il conto alla rovescia, ormai abbiamo in collegamento Alberto Ghez, responsabile sportivo della Fondazione Cortina 2021. Buongiorno, grazie per essere con noi. Allora, domenica 7 febbraio prenderà dunque
dunque il via a questo grande evento sportivo internazionale, il più grande diciamo ed il primo veramente nell'era Covid, una sorta di prova generale anche per quelle che saranno le Olimpiadi del 2026. State lavorando insomma incessantemente, no, in queste ultime giornate affinché sia tutto pronto. Buongiorno a tutti, sì, stiamo lavorando ormai da un mese e mezzo perché la situazione Covid ci ha sconvolto completamente i programmi, quindi impianti chiusi, siamo dovuti intervenire, grandissime nevicate e quindi la macchina ha iniziato ancora prima rispetto a quello che poteva essere il cronoprogramma normale. Abbiamo già più o meno 500 persone tra traguardo, pista e uffici. Siamo pronti, mancano pochi giorni, il 6 arriveranno i primi team e quindi speriamo solo che il tempo ci dia una mano, perché poi l'aspetto fondamentale di tutto questo lavoro, dei 5 anni di lavoro, si traduce poi nelle condizioni meteo favorevoli. Certo, quello sicuramente. Stiamo intanto vedendo delle immagini molto belle, delle piste illuminate in notturna. Naturalmente poi peraltro insomma la neve quest'anno c'è ed è davvero caduta copiosamente. Lo stato delle piste com'è, Getz? So che quando ci siamo sentiti ieri al telefono lei diceva appunto sono in pista, sono a verificare le piste. Ecco, il video che stiamo vedendo intanto con queste immagini meravigliose di Cortina sono relative a uno dei video promozionali proprio dei Cortina 2021 con il tenore Fabrizio Sartori che canta. Dicevamo le piste, Ghezze. Le piste, abbiamo 250 persone che stanno lavorando, abbiamo 14 gatti per prepararle. Per assurdo la troppa neve è un danno per noi per preparare le piste dal punto di vista tecnico per un evento di questo tipo. Per assurdo le grosse nevicate disturbano la preparazione del manto e a livello scenografico sicuramente se abbiamo una giornata di sole come era quella di stamattina quando sono salito alle 7:30 abbiamo una coreografia diciamo naturale che fa da sfondo incredibile. Stiamo bagnando le piste, le stiamo lavorando, pronti per iniziare subito col botto perché a differenza degli altri mondiali noi partiamo subito con 4 gare in 3 giorni e quindi è fondamentale riuscire a portarsi avanti un po' con il programma e non avere ritardi subito i primi giorni. Ecco, diciamo per noi, per l'Italia, sicuramente è stata una brutta notizia quella di apprendere dell'infortunio di Sofia Goggia, no? Che purtroppo non potrà partecipare a causa di questo infortunio sulla neve fresca a Garmisch, che costa proprio i mondiali di Cortina alla nostra atleta che peraltro era ambassador proprio dei mondiali di Cortina. No? Beh, Sofia è stata anche una mia atleta, quindi mi si è crepato il cuore alla notizia, ci dispiace immensamente, perdiamo sicuramente una protagonista per le discipline veloci, però c'è da dire che abbiamo allo stesso modo una squadra femminile molto molto forte quest'anno e quindi ci auguriamo che le altre ragazze possano diciamo compensare la non presenza di Sofia al mondiale, anche se il cuore rimane con una piccola lacrima. Ecco, che effetto le fa pensare a un evento così importante come appunto i mondiali senza pubblico? Fa un effetto stranissimo perché eravamo pronti per una grande festa e questo ci dispiace molto. Il mondiale è sicuramente stato, la candidatura aveva una funzione di rinnovamento per il paese, quindi con le infrastrutture, la viabilità e i privati che hanno investito sul mondiale. Non avere il pubblico ci manca la ciliegina sulla torta perché l'atmosfera sarebbe stata incredibile, le nuove piste, i nuovi traguardi hanno una conformazione che assomiglia un po' a un anfiteatro, quindi sarebbe stato come entrare in uno stadio. È un peccato soprattutto per gli atleti che arrivando al traguardo non potranno sentire il calore dei loro fans, questo ci dispiace moltissimo, però d'altronde il periodo
che stiamo vivendo ha degli svolti molto più gravi rispetto a quello di non avere il pubblico a Cortina. Certo, sicuramente. Ecco, intanto stiamo vedendo il violinista Andrea Casta nel video con queste immagini appunto bellissime, video appunto ufficiale proprio dell'avvio della manifestazione, perché anche questo bravissimo violinista suonerà appunto proprio alla cerimonia inaugurale prevista per domenica. Quindi si parte, no, domenica con la combinata diciamo domenica la cerimonia, le gare, poi partiremo lunedì con la combinata femminile, domenica ci sarà il 21 febbraio chiusura con lo slalom maschile. Cortina si prepara a quella che sarà poi la grande prova delle Olimpiadi 2026. Sì, assolutamente sì, questo è un è un grande test che però diventa piccolo a confronto delle Olimpiadi, e quindi le persone che hanno lavorato alla preparazione di questo evento sicuramente potranno dare un contributo e approfittare, diciamo, degli errori e delle esperienze che verranno fatti. Mi auguro di no, ma qualcosa sicuramente avremo sbagliato, e quindi le esperienze farne tesoro per poi trasmetterle al comitato che organizzerà le Olimpiadi di Cortina, Milano Cortina 2026, per avere ancora maggiori dettagli, maggiori esperienze. Certo, una prova quindi fondamentale per il 2026, ma intanto concentriamoci sul 2021. Grazie ad Alberto Ghezze, naturalmente buon lavoro e incrociamo le dita per i prossimi.